di tutto facciamo gli auguri al nostro Papa. Papa, finalmente sei uscito da quell'ospedale, sei un grande, ci mancavi tantissimo, ma soprattutto il tuo buonsenso, il tuo capire che è un momento di parlare di pace, non di guerra, di essere sensibili, di accettare il diverso che arriva perché non ha niente da mangiare, non ha acqua, non ha niente di niente, perché in certi posti c'è la miseria e c'è la guerra. E dove andare? Dove si cerca di trovare proprio un po' di pace. Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo, tutti graditissimi, ma in particolare Fra Lorenzo, che viene ed è responsabile della mensa dei poveri di Trieste. Sì. Perciò pensate che strada ha fatto per far capire e soprattutto diffondere questa mattina un messaggio di pace, di solidarietà, di fratellanza. Si avvicina la Pasqua e lui ha portato anche questo opuscolo, un pane per i poveri. La solidarietà è nel cuore, non solo di Trieste, vero Fra Lorenzo? Veneto, Trieste, o 3 Venezie. 3 Venezie. 3 Venezie. Saluto anche Mirko Visentin, presidente associazione Acqua e Vita, consigliere comunale Lega a Treviso, giusto? Civica. Civica, Una dice. civica. Ecco, cominciamo già a sentire che qualcuno prende un po' di distanze. Sentiamo, civica, c'è sempre una stato. guerra fratricida, ve lo dice la Mirella, ragazzi, in politica. Sempre stato nelle civiche. Polvere sotto il tappeto, ma noi la tiriamo fuori tutte le mattine. E saluto, vediamo se c'è anche il pazzo del momento, eccolo qua, Mattia, ciao Mattia Cattapan. Vedrà Fra Lorenzo cosa combina, questo è proprio però ha un seguito, soprattutto con le fragilità, è riuscito a far vivere la quotidianità, anche in maniera un po' estrema, dico io Fra Lorenzo, però li fa divertire, li fa sorridere, vero Mattia che sei un numero uno? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, un onore, un piacere come sempre, grazie mille per l'opportunità. Ciao, Noi carissimo. siamo pronti per la stagione per far divertire tanti ragazzi con disabilità, come è il nostro focus e la nostra mission. Bene, allora sentiamo proprio Fra Lorenzo cosa ci racconta di questo aumento di poveri, 6 milioni di poveri. Io dico sempre, Fra Lorenzo, sono famiglie che lavorano e che con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, questa è la verità. Io oggi ho aperto il Banco Solidale, ringrazio i miei volontari veramente che ce la stanno mettendo tutta per cercare di almeno mettere un po' di tranquillità a queste persone, a queste anche diversamente giovani che con 400-500 euro di pensione non ce la fanno. Ma siamo diventati così cattivi, così cinici. Sa Fra Lorenzo cosa dico quasi tutte le mattine? Che i grandi imprenditori, quelli grandi proprio, che ne abbiamo anche tanti fortunatamente ancora, invece di prendersi uno yacht quest'anno, un palazzo nuovo, magari costruiscono case o si impegnano per dare un appartamento alle persone che lavorano, che anche lavorando non riescono a trovare una casa. Una volta i nostri illuminati imprenditori con la quinta elementare e sono diventati poi dei geni, in futuro hanno creato una cosa incredibile. La prima cosa che facevano, costruivano le case vicino alla fabbrica. La prima cosa, perché l'operaio era una risorsa, non era un peso, non era un costo, era una risorsa. Cosa è successo? Adesso che abbiamo tutto questo ben di Dio, però l'operaio si paga poco, i ragazzi non trovano lavoro, case ce ne sono ma sono chiuse perché hanno paura di affittarle. Fra Lorenzo. Per la mia esperienza, i frequentatori delle nostre mense, il nostro anche spirito di frati minori cappuccini, il fatto di arrivare vicino al popolo, si sentono tutti questi disagi. Il primo disagio è vero, come ho portato un opuscolo, un pane per i poveri, la solidarietà è nel cuore. Sì, adesso attualmente sono a Trieste, sono rimasto fino a settembre a Mestre, in via Cappuccina, o Andrea Paolo Costa, proprio l'entrata della mensa. E la povertà può essere economica, ma è anche povertà di valori. Ci sono povertà di riferimenti, povertà di cuore, a parte drammi familiari che portano in dissesto anche famiglie intere, per non dire anche i parenti, perché cercano di essere aiutati, sostenuti. Sì, servizi civili e servizio assistenti sociali, ma alla fine le povertà sono dentro il cuore. Non si ha più il coraggio di, non dico innalzare gli occhi al cielo e invocare Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo, anche con una preghiera, ciò che si faceva fino magari 50-60 anni fa. Forse c'è questo paura, pudore di dirsi sono cristiano, chiedo al Signore Gesù Cristo innanzitutto che mi possa, come le sveglie qui davanti, possano suonare per dire Signore, ho bisogno della tua presenza. Forse sono io scappato distante per 1000 motivi, però ho bisogno di ritrovare una certa bussola per riuscire a camminare con un certo orizzonte, con una certa anche pace nel cuore. Sì, è vero, noi frati diciamo sempre che sembra quasi obsoleto, pace e bene, però auguriamo che cosa? La pace, pace nel cuore, pace nella vita, pace nei rapporti familiari, ma prima di tutto pace con se stessi, per riuscire nella famiglia, nell'amicizia, nel posto di lavoro, riuscire a portare pace. E non è poco, non di fronte a tante guerre che stanno veramente ammazzando tutto e tutti, però insieme alla pace noi auguriamo il bene, non auguriamo il male, no, auguriamo il bene, che tutti possiamo trovare quella luce non solo interiore, ma che da nostro Signore Gesù Cristo ci ha donato e noi possiamo donare agli altri. Noi come frati facciamo questo gesto di solidarietà, è un gesto di carità che ci viene chiesto innanzitutto da nostro Signore Gesù Cristo, che Lui per primo a tutte le persone che trovava lungo la strada, Gesù figlio di Davide, Gesù Nazareno, aiutami. E ciò che mi fa vibrare e per dire mi lascia anche basito ogni volta che c'è la risposta di Gesù, dice ma tu credi che io possa aiutarti, tu credi che io possa donarti questo segno, cioè il miracolo, cos'è un segno? E il popolo, la persona, l'individuo risponde io credo, avvenga in te secondo la tua fede, e questo veniva guarito. Allora perché questa fede è scappata? Dove? Nel cammino? In cielo, è scappata, l'abbiamo sotterrata per paura che ce la portino via, l'abbiamo messa forse in cassaforte, nei cassetti di sicurezza. Questo è il problema e il dramma, io penso, di oggi. Grazie Fra Lorenzo per le parole che ha detto, il messaggio che sta tentando di fare, questo messaggio di pace. Però vede Fra Lorenzo, io ho avuto un ospite che ha detto i veneti, i trevisani si imbaucai. Lei sorride, infatti ha fatto sorridere anche a me, e ha detto speriamo chi si sveglia. E i friulani, adesso lei è a Trieste, ecco, lei viene da Mestre, è su una città grandissima, ma forse c'è sempre un paragone sulle grandi città dove veramente tocchi con mano quella che è la fragilità. Ecco, la vivi dalla mattina alla sera quando esci. Qual è la differenza che ha notato arrivando da Mestre a Trieste, Fra Lorenzo? Allora, innanzitutto Trieste insieme a Gorizia è la zona della Giulia, Friuli, Venezia, Giulia. Nella zona della Giulia i giuliani ne hanno passati di tutti i colori per le guerre, per le vicende attualmente tra l'Italia e estero, che sia l'Austria, che sia l'attuale Slovenia. Era un posto di passaggio, è un posto di passaggio. Non per caso lo chiamano Mitteleuropa, cioè che fa il trade union tra est e ovest. Trieste ha problematiche che più o meno la politica cerca, come tutti cerchiamo, di varcare una certa soglia di povertà economica, povertà anche di speranze, perché qualcuno cerca in qualche modo di portarcela via facendoci vedere un orizzonte opaco, scuro, nero, funereo, quasi sembra la giornata uggiosa che cantava il testo del Mogol, che era mamma mia, Battisti, Lucio Battisti, è vero, grazie. Però nonostante tutto vedo anch'io nella nostra mensa dei poveri, che a Trieste come era qua a Mestre, ma anche nelle altre dove sono stato, almeno in quel momento in cui una persona entra cerca di trovare un po' di pace, non mangiare da soli a casa. Entrano lì e mangiare insieme a coloro che sono attorno li fa ritornare a battere il cuore di un po' di serenità. Forse solo quella mezz'oretta, non importa, però quella mezz'ora dona la gioia per la giornata, quasi dire, beh, per oggi intanto
e sacco è pieno, ho trovato qualcuno con cui dialogare, trovare solidarietà, se non altro quei volontari che non sono pochi, in cui ci si trova a confrontarsi e anche a chiedere un aiuto, che non sempre è un aiuto economico ma anche di una parola. E questo l'ho vista tanto sia nella Trieste, che sono arrivato dai primi di settembre, sia gli altri 4 anni fatti a Mestre. La gente cerca non chissà che cosa, però ritrovare la dignità di Che è persona. l'ascolto. Sì, e tante volte mi mettevo insieme con loro anche a tavola. All'inizio destava scalpore un frate che si siede a tavola con loro, dico sempre, non hanno la lebbra, non hanno il colera, non hanno le classiche battute che fa la gente, però sono persone come noi. Una volta, sì, racconto anche questo fatto, sono arrivati in un magazzino a San Donato di Piave e il magazziniere, il mulettista, dice, ma perché dici la poveri? Se io domani mattina trovassi i cancelli chiusi, le porte chiuse e il cartello chiuso, venduta o chiuso per sempre, anche io devo venire a bussare alla porta da voi. E allora gli ho detto, di solito non dico dei poveri, però la dico la mensa degli amici. L'amico che ha bisogno, vieni, bussa e ti sarà aperto, con una parola, un sorriso ma accompagnato da qualcosa di presenza. Abbiamo perduto la capacità di rapportarci con gli altri, perché lo vediamo sempre come antagonista, colui che mi porta via anche la pace nel cuore. No, la prossima è la solidarietà, e più cristiano di questo non c'è. Hai voglia di mettere la campana tibetana, sì, mi darà la pace nel cuore, ma quanto? Che trovare solidarietà, persone che partono dalle loro case per venire a donare un pezzetto di ore della loro vita a disposizione di chi ha più bisogno. Fra Lorenzo, una cosa importante che lei ha detto, perché riescono a trovare pace? Perché si sentono accolti e non giudicati. Sì. E questa è una cosa importantissima per loro, non essere giudicati ma accolti. E questo è quello che fa grande il mondo del volontariato, dell'associazionismo, che accogliamo la persona che è in difficoltà. Mirko Visentin, questa associazione, ecco, molto bello questo titolo che hai dato, ecco, cosa rappresenta? Prego. Rappresenta una piccola goccia nel mare per portare aiuto in Africa. La cosa più indispensabile lì è l'acqua, per quanto ci riguarda come associazione. La cosa è partita ancora 30 anni fa, forse anche di più, e nel tempo abbiamo, prima con mio padre, abbiamo consolidato questa che è diventata anche una struttura in Camerun. E poi pian pianino, sempre con piccole gocce, anche quest'anno abbiamo fatto 2 pozzi in Togo e un altro l'abbiamo fatto in Burkina Faso. L'acqua vuol dire far sì che i ragazzi non vadano a prendere l'acqua magari a 10 km di distanza, si istruiscono, le mamme possono stare a casa e creare quindi nei loro villaggi e si dà un'istruzione. E poi una volta abbiamo visto che intorno al villaggio si crea un'aggregazione, la comunità che non c'è qua, che comincia a mancare qua da noi. Noi manchiamo di comunità, di aggregazione sui valori, perché sì, è bello mandare i figli magari anche a giocare a pallone sulle società sportive, perfetto, o a fare altri sport. Ma una volta in oratorio si andava per aggregarsi, per trovarci assieme, più per giocare. Poi il gioco diventava un contorno, ma nei nostri oratori mancano i ragazzi perché non fanno comunità. Questo secondo me è il problema più grande che abbiamo in questo momento. È un problema grande. Io ieri ho avuto i medici per il QAM, il dottor Putotto, che la cosa importante anche ieri che ho sentito è che bisogna istruire, investire nella cultura. La dignità a queste persone che già stanno soffrendo tanto riusciranno a dovere, se i grandi della terra riusciranno a capire che bisogna investire nella cultura, nell'informazione, dare a loro la dignità
di essere persone, e la dignità la trovi quando studi, quando trovi un posto di lavoro, anche un posto che magari non avresti mai immaginato, ma che la cultura ti fa arrivare, e questo è molto importante. Mattia, cosa ci racconti? Intanto vediamo il video, perché voglio farglielo vedere a Fra Lorenzo. Guarda, già si frega le mani Mattia, perché adesso Fra Lorenzo vedrà cosa combina il nostro Mattia Catapan e poi commentiamo. Andiamo a vedere il video di Mattia Catapan. Cittadella si muove per abbattere le barriere architettoniche e rendere fruibili a chiunque gli eventi che interessano la città murata, a cominciare dalla prossima Fiera Franca d'autunno. E così si stanno muovendo Comune e Associazione Crossabili, con il suo presidente Mattia Catapan, costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente stradale, in prima linea nell'organizzazione di tanti appuntamenti inclusivi, perché proprio l'inclusione, ha dichiarato il sindaco Piero Bon, deve essere la nostra priorità. Stiamo tentando di fare un qualcosa di impossibile probabilmente, però dobbiamo tentare. Con Mattia abbiamo fatto una manifestazione recentemente, Crossabili Show, dove abbiamo sperimentato la possibilità appunto per i ragazzi disabili di vivere la manifestazione come delle persone normali, quindi un'area davanti al palco riservata durante uno degli spettacoli. E da là c'è nata questa idea, ma perché non cercare di ragionare, di capire come si può rendere vivibile una manifestazione per i nostri ragazzi disabili, anche manifestazioni importanti come quelle della Fiera Franca. Quindi a breve ci troveremo e capiremo, ecco, una manifestazione che vede circa 100-150 mila persone, quindi un centro storico anche molto, molto congestionato, e quindi sarà difficile trovare una soluzione, ma la cercheremo per far sì che i nostri ragazzi possano vivere almeno in parte questa manifestazione in maniera normale. La vostra idea è quella di concentrarsi soprattutto sulla fascia più giovane della popolazione? Sì, è fondamentale, perché oggi noi dobbiamo lavorare sui giovani, dobbiamo far sì che i giovani capiscono che la disabilità è una cosa con cui bisogna vivere, non ci deve essere discriminazione, e quindi bisogna partire dai più giovani, insegnare ai più giovani come vivere assieme, tutti assieme, è la vera inclusione, la vera inclusività. Allora Mattia Catapan, intanto devo sempre ringraziarti per essere riuscito a entrare nel cuore di certi amministratori, perché è là, perché tu puoi essere bravo, bello e buono, ma se non ti aprono le porte non riesci a fare niente, perciò dobbiamo ringraziarti per far capire a questi amministratori che la parola disabile, che la Mirella non piace, io li chiamo diversamente agili, sai che io li chiamo così perché proprio quella parola non vedo l'ora che non venga più usata, perché sono persone meravigliose che si muovono in maniera diversa, ma anche noi siamo disabili, portiamo gli occhiali, vero Fra Lorenzo? Vero. Perciò anche noi siamo disabili. Questa parola che continua però a stupirmi, perché si continua a dirla, però l'importante però è agire, non parlare, agire, quello che tu stai facendo. E soprattutto raccontavo a Fra Lorenzo e anche a Mirko Visentin la felicità di questi ragazzi di riuscire a fare le cose che vedono fare agli altri, grazie a te, a questa voglia che gli dai, a questa adrenalina che metti in corpo, e che loro veramente passano una giornata meravigliosa. Allora, com'è la situazione? Cosa vorresti chiedere? Adesso chiedi, perché siamo in campagna elettorale, chiedi! Com'è Flora? Chiedi e ti sarà dato, chiedi e ti sarà aperto. Prego Mattia. Beh Mirella, mi hai dato così tanti spunti da cui parlare e confrontarci insieme che veramente non so da quale partire. L'anno 2025 è un anno ancora una volta pieno di attività che proponiamo e realizzeremo nell'anno. Quindi diciamo tantissima richiesta, vuol dire che abbiamo operato bene anche nel 2024. La difficoltà, il discorso che hai aperto la trasmissione, è sempre più difficile trovare supporto, perché al giorno d'oggi quando ti muovi tutto costa tanto, e noi siamo in vera difficoltà come sempre d'altronde nel avere supporto da aziende, privati, fondazioni, perché abbiamo realizzato nel 2024 79 date, vorremmo replicare il numero anche quest'anno, ma le difficoltà, questa instabilità nel mercato è veramente una cosa che di riflesso la sentiamo veramente sulle nostre spalle. Detto questo, il 13 settembre continueremo con il Crossabili Show. I ragazzi con disabilità, come hai detto te, anche per me sono degli amici, siamo una grande famiglia, e la disabilità passa in secondo piano, perché tutti noi eccelliamo in qualcosa e abbiamo dei limiti in altra. La nostra forza è che questa
queste caratteristiche dove eccelliamo le mettiamo a disposizione per gli altri, e invece dove abbiamo i limiti ci facciamo forza e ci aiutiamo l'un l'altro, quindi veramente qualcosa di straordinario. Diciamo che dal 1° di aprile partirà ufficialmente la stagione. Partiremo con un evento in Lamborghini dove vorremmo far vivere delle esperienze uniche ai ragazzi con disabilità, già più di 28 selezionati che hanno aderito al progetto, quindi saremo una 50ina di persone in totale. Questo è stato possibile anche grazie alla fondazione Protection for Kids che ci ha aiutato nel supporto. Il 4 di aprile saremo a Sulmona in Abruzzo, dove faremo una giornata all'insegna dello sport rivolto alla disabilità. Il 9 aprile saremo al salone, fuori salone del mobile, sempre per puntare all'integrazione e alla sensibilizzazione. Mirella, se veramente sto qua a elencare tutte le cose che abbiamo ci vogliono un paio d'ore, e la cosa è che siamo felici, se la verità. Abbiamo fatto uno switch per questo 2025 dove non punteremo solo al divertimento, ma porteremo anche tanti servizi per essere d'aiuto e accompagnare le persone, da una linea di pantaloni a un tour rivolto alle unità spinali, a ricambi che vanno a risparmiare dal 30 al 50% su materiali di usura come camera d'aria, coperture per le carrozzine. Quindi il nostro focus è sempre quello di rendersi utili e cambiare nel nostro piccolo il mondo che ci circonda. Sai una cosa, Mattia, anche che dobbiamo sempre ringraziarti, che questo mondo che hai creato non hai diviso tra ragazzi e ragazze, non hai diviso tra bambini e bambine, ma hai messo tutti assieme. Quello che invece vedo ancora che succede, noi viviamo di divisioni. Gli uomini da una parte, le donne da un'altra, i ragazzi da una parte, le ragazze da un'altra, e si continua così. E come mai, Fra Lorenzo, continuiamo a dividere invece di parlare di persone? Si va di uomini, di donne, invece secondo me, Fra Lorenzo, dobbiamo parlare di persone. Le persone si devono muovere assieme, unire, parlare la stessa lingua. Non è la donna che deve difendersi, è l'uomo che deve aiutare la donna assieme a difendersi. Prego, Fra Lorenzo. La solidarietà innanzitutto vuol dire spalla a spalla, vuol dire... Aspetti che è partito il microfono. Ce la fa. Ecco qua. Bravo Fra Lorenzo, lo mettiamo un po' più su. Parli pure lei. Allora, la solidarietà è come nostro Signore Gesù. Gesù cos'è che ha fatto finché camminava? Non ha puntato il dito per dire tu cosa hai fatto, cosa hai combinato nella vita, dove ti sei andato a cacciare, che sei andato a trovarti nel caos e nei problemi. Gesù diceva: io ti guardo il cuore e tu stai cercando in me il mio cuore. E allora, cercando il cuore, vediamo che siamo tutti uniti e siamo tutti uguali, uomini e donne, bambini, bambine, grandi, piccini, e ognuno con le sue bellezza e ognuno con la sua problematicità. Ma non deve essere questo lo scalino come nel servizio si è visto, si sta cercando di togliere le barriere architettoniche. Bisogna togliere quel puntare il dito per dire tu sei diverso da me. No, tutti cerchiamo cosa nella vita? La pace nel cuore, la gioia di poter vivere. Chi è stato meno fortunato, che c'è stato qualche incidente, incidente di percorso, non importa se riesca a meno o più o meno a camminare con le proprie gambe o con l'ausilio di ausili particolari costruiti proprio ad hoc, però tutti dobbiamo ritrovare, meglio dire, la dignità di ogni persona, e allora trovando la dignità di ogni persona, la persona umana non è un oggetto per me commerciante, non è un oggetto per me che devo sfruttare il prossimo a mio vantaggio, ma devo guardare la dignità della persona. Come chi arriva nella mensa degli amici, come voglio sempre chiamarla, cos'è che cerca? Ritrovare la dignità.
che lungo la strada viene indicato per dire colui che mi porta via, colui che mi deturpa il paesaggio, che mi porta via un qualcosa. Ragazzi, E allora a quel punto lì la solidarietà deve essere proprio spalla a spalla, l'aiuto reciproco, e così potrà essere veramente una cosa meravigliosa. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo, adesso vedi che riesci a parlare, vai. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto saluto frate Lorenzo e vi dico a frate Lorenzo che mi conosco con lavorare, con il mio lavoro portavo in giro la roba da mangiare, andavo a San Francesco del Deserto, a San Francesco della Vigna, i frati di Agiudeca, conosco bene i frati e mestre, so cosa che face, quanti pranzi, quanta roba, quanta gente che gli deve da mangiare. I frati, un dono dal cielo, i frati, perché della gente da tutto quello che poi senza domandare niente. E dopo a Catapango da dire, persone come lui, dovrebbe vivere fin di 100 anni con quello che fa per la gente. E anche il signore, non mi ricordo il nome. Questa è gente, Mirko Visentin, gente positiva, che non fa col cuore, come che dice Lorenzo, e robe va fatte col cuore, non perché ti venga un ritorno. Queste sono le persone da dare le medaglie, non a chi che arriva prima. Ma, insomma, e dopo questione di soldi, a Venezia c'è un proverbio che dice: "Schei, se come i dolori, chi tira sei pieni". È difficile, Mirella, che dai bellissima, bellissima, bellissima. È un'altra roba bella che quando che morimo, che mo da fare i conti col Signore, se ti va Dio bene la vita, ti va bene, se no è la roba più bella che tutti morimo buoni, cattivi, pieni di schei, e come E scrive quasi sempre io l'uomo più ricco del mondo, ha scritto. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché devo salutare Mattia che ci lascia, ma avevo piacere che conoscesse Fra Lorenzo e anche Mirko Visentin. Ecco, che messaggio vuoi dare questa mattina e soprattutto cosa vorresti dire alla politica, quella che potrebbe anche aiutarti, a supportarti, perché tu stai veramente facendo una cosa veramente grande, ecco, aiutare queste associazioni che cercano di dare risposte, ascolto e soprattutto supporto alle fragilità. Vai Mattia. Mirella, il messaggio che mi viene da dare è quello là di provare a vivere sulla propria pelle determinate esperienze, perché non ci sono parole per descrivere il bene che si ha nel fare del bene, cioè è molto più quello che ricevo di quello che ho, e come dico sempre, per me la realtà che ho creata è amore puro, perché non gli interessa chi sei, da dove vieni e quant'altro, ma purtroppo dietro le quinte, come tutte le realtà che devono fare quadrare i conti, non è mai facile. Quindi il messaggio è quello là, ancora una volta: aiutateci ad aiutare, partecipate ai nostri eventi. Tu Mirella, che hai tanti contatti e conoscenze, se qualcuno può aiutarci, ben venga. Noi come associazione anche quest'anno abbiamo portato un valore aggiunto, abbiamo intrapreso il percorso ESG, che praticamente realizziamo il bilancio sostenibile, e più di questo non so cosa poter inventarmi e fare. La vita, come ha appena detto il signore in telefonata, prima o dopo ha un inizio e ha una fine, la differenza la si fa in mezzo. Noi stiamo dando il massimo in questa parte di salita di piramide, cercando di essere d'aiuto per i ragazzi con disabilità, dimostrando che appunto ognuno di noi eccelle in qualcosa e ha dei limiti in altre, quindi la vita è bella, non mi viene da dire altro se non questo. Grazie caro Mattia Catapan, veramente grazie, buona giornata e veramente continua sempre così, vedrai che prima o dopo qualcuno riuscirà a capire che i soldi pubblici quando vengono erogati devono essere erogati in qual misura. Io ho letto delle cifre, lo dico anche a Mirko Visentin, visto che lui è anche politico, che ha fatto sobbalzare più di qualcuno dalla sedia, perché con tutto il rispetto che ho per le dame, per l'amor di Dio, ma 250.000 euro a una dama. Ecco, e dopo sentire questa persona che ha il marito ammalato di Alzheimer su una struttura e non riesce con 2 ragazzini e
un marito anche giovane, purtroppo si è ammalato e non riesce a sopravvivere, veramente quando ha sentito questa cifra è sobbalzata. Perciò anche la politica dovrebbe avere un po' di equilibrio, perché tutti hanno diritto a qualcosa. Ecco, grazie Mattia. Mirko Visentin, perché non c'è l'equilibrio su questi denari pubblici che alla fine sono nostri, la trasparenza su quello che viene fatto e perché, chi è che è il primo, il secondo, il terzo, perché si decide quelli e gli altri no? Prego. Verrebbe da dire cose romane, nel senso che lì c'è una palude di interessi che non sempre si riesce a capire e non voglio neanche prendere dei discorsi su questo argomento. Volevo dire due cose. La cosa mi ha colpito. Vedete come svincola il politico? Avete visto il politico che svincola? È andato a Roma, si può fermare a chi regione? Non è che dobbiamo andare per forza. Io amministro quel poco di Treviso. Quel poco, abbiamo la fortuna di avere un bravo sindaco che è presente nel territorio, Mario Conte, però delle cose romane, so quanta difficoltà c'è a prendere. Una volta davano molto più contributi alle associazioni di questo genere, ma adesso non è più così. Volevo dire una cosa a Mattia che mi ha colpito molto, il rendersi utile, cioè proprio lui dice a noi di rendersi utili quando dovrebbe essere il contrario, quindi non ho niente, sono disarmato. L'altra cosa, devo dire una cosa dei frati, che non tutti sanno che io sono stato in Terra Santa circa 10 anni fa, con la parrocchia, e ho scoperto che in Terra Santa non esistono altri ordini al di fuori dei francescani, sono i custodi di tutti i luoghi di Terra Santa, Nazareth, Calvario, Betlemme, tutti. Loro sono i custodi e sono accettati da sempre, cioè da quando San Francesco è andato in Terra Santa a fine del 1200, sono accettati da sempre con tutte le traversie che sono successe nel tempo. Vuol dire che hanno una credibilità che è dovuta a quello che fanno, all'aiuto che danno a tutti, ai poveri, ai musulmani, ai cristiani, a qualsiasi cosa, loro danno aiuto. E l'ho toccato in Terra Santa queste cose qua, le ho viste nei luoghi. Terra Santa vuol dire Gerusalemme, Nazareth, vuol dire andare sul fiume, sul Giordano, al lago di Tiberiade, Nazareth. Sono tutti luoghi che sono protetti da loro e rispettati dai musulmani, dai locali, dai palestinesi o anche dai israeliani. Ma parliamo di persone, siamo sempre là, parliamo sempre di persone e Mirko. Ma loro sono coerenti da 800 anni. Ma lo sentono le persone, perché il buono e il cattivo esiste dappertutto, non è che è un colore il buono e il cattivo. Ecco, l'ignoranza c'è dappertutto, la cattiveria lo stesso, ma c'è anche tanta bontà. Il problema è che le parti negative riescono sempre ad emergere più di quelle positive. E chi fa questo? Anche la comunicazione, anche là è importante, cambiare anche comunicazione, capire veramente chi deve essere supportato e cosa deve essere detto. E i numeri devono essere chiari, non che ognuno dia i numeri, perché adesso stiamo noi dando i numeri e non capiamo più niente. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Grazie Mirella, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Sono contenta che mi fai parlare oggi. Una cosa devo dire, solidarietà per me non serve ricevere, basta anche dare. Io guarda, modestamente posso dire che sono una persona molto solidale con gli altri. Io faccio sempre, ho la mia età, sai, però quando vedo una persona che magari sta male, io non è che stia bene perché ho il Parkinson da 26 anni, per dire, faccio quello che posso, che adesso non mi arrabbio adesso, nel senso perché quando dovevo dire tante cose belle e mi ingarbuglio quando mi agito, vedi. Comunque solidarietà non serve ricevere, basta anche dare per essere solidale. Grazie cara Adriana. Grazie. Allora Fra Lorenzo, poi commentiamo le parole di Mirko Visentin, anche di Adriana e soprattutto il messaggio che ha lanciato Mattia Catapan: dovete aiutarci perché stiamo facendo delle cose importanti. Io dico sempre che sono una comunità molto attiva, ecco, danno e noi riceviamo da queste persone. Prego Fra Lorenzo. Allora, è vero.
si fa fatica questi ultimi anni, 10, 15 anni, anche mettiamo 20, conto tondo, si fa anche 25, è vero, si fa fatica ad aprire una mano, o tutte e due, senza citare qualche città del Veneto che uno dice ho le manine corte. Sembra che qualcuno abbia le manine corte, perché? Perché cerca di approfittare per un tornaconto. E certo, questa è una pecca che si chiama avarizia, una persona un po' tirchia nel dare, però è vero, io posso affermare che tante persone ci chiamano per andare a ritirare qualche merce per gli ultimi, per chi ha bisogno, e vedo che tante persone sono attirate perché dicono un gesto di carità mi rallegra il cuore. Allora è vero che sia un'associazione che produce un pozzo per dare acqua, ma pulita, limpida, cristallina come la bottiglietta qua davanti, non è poco. Mi ricordo i nostri frati che in Angola, in Mozambico, che stanno facendo salti mortali, e sentire i bambini che dicono ma questa acqua è meravigliosa, non ha quel gusto da fango, ma sembra quasi che manca un pizzico, perché sono abituati a bere magari acqua non limpida, come pensiamo noi che è l'acqua del sindaco che arriva pulita, disinfettata e quant'altro. Allora, che cosa blocca? Blocca questa paura di aprire un po' di più la mano. Ma se do 5, ricevo anche 10. La solidarietà, anche se qualcuno dice ma nella pubblica amministrazione e puntini, donando riceve, che siano nell'ambito politico, nel privato, nel sociale. Che cosa fa anche quella manifestazione con i vari diversamente abili, perché fanno qualcosa che gli altri non combinano? Con poco si divertono, ma rallegra il cuore. Allora si ritrova veramente quella non è nuce, ma quella lampadina, quella fiammella che donata a più persone porta speranza, porta solidarietà, porta gioia e speranza del giorno dopo, a dire qualcosa possiamo ancora migliorare. Non importa che sia in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Africa, in Australia, Oceania, in qualsiasi posto di questa bella terra che il Signore ci ha dato, a tutti posso rallegrare il cuore e davvero fare un inchino, trovare una persona che riceve una solidarietà e già con un sorriso appena pronunciato per i suoi problemi che ha, ti rallegra il cuore. È una cosa che spalanca il cuore, spalanca il cielo. E ti fa vivere bene. Pubblicità. Quest'anno la grande famiglia di Rete Veneta ci ha mandato il 5 per 1000, l'abbiamo ricevuto, e questo assegno è fatto per lei perché la Mirella ha ritenuto di aiutare le famiglie che hanno necessità, e quindi questo è per lei, per le sue necessità. La ringrazio con cuore, lei come tutte le persone che gratificano le persone in difficoltà come me. E speriamo che ce ne siano sempre di più. Perché altrimenti è difficile, soprattutto a una certa età che si è esclusi dal mondo del lavoro, perché è difficilissimo. Sto facendo un corso di santificazione. Purtroppo. Il sostegno che si dovrebbe avere dallo Stato non c'è. Comunque questo è un piccolo contributo che le aiuterà senz'altro nei prossimi mesi, diciamo, sì, così, ad affrontare. Almeno Pasqua una Pasqua serena. Ecco. Benissimo, siamo contenti. La ringrazio mille. Questo assegno per te, perché ti possa grazie mille, pagare le cose che ci... infatti sono sempre sotto l'acqua. Immagino, perché tutti abbiamo delle necessità, a volte per la salute, per tante cose. Anche problemi di denti, problemi con la macchina, bollette indietro, prestiti, tutte cose accumulate. E chiedi anche dopo di fare colloqui, serve andare in giro di qua di là, treno, biglietti, tutto quanto. Non si arriva dappertutto. Grazie mille.
Allora, Fra Lorenzo, volevo farle vedere, lei era venuto anche a trovare la Mirella al Banco Solidale, ma la Mirella era qua, era in trasmissione, ma ha incontrato i volontari. Ecco, questa voglia anche di dire grazie davanti alle telecamere, di fare questo ringraziamento per far capire che loro hanno bisogno di essere supportati, hanno bisogno di essere ascoltati. Non è l'assegno in sé, anche se è molto utile, è l'accoglienza, l'ascolto. Sai che all'interno di questo centro, pensate che l'unico, e lo dico anche a Fra Lorenzo, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, perciò la diciamo tutta. Questa accoglienza che viene fatta, non si sentono giudicati, ma si sentono appartenenti a una grande famiglia. Ecco, hanno un'altra casa quando entrano in questo banco solidale. E soprattutto non bisogna strumentalizzare, Mirella fa vedere perché così. No, bisogna far vedere, perché molti di voi si chiedono, ma i soldi che vanno in beneficenza, dove vanno a finire? Come vengono gestiti? Perché bisogna dare anche risposte, perché di furbi ce ne sono tanti in giri con la storia della beneficenza, poi chissà dove vanno a finire. Li abbiamo visti, specialmente anche nel terzo mondo, Fra Lorenzo. Sì. Prego, cosa vuole dire anche rispetto al servizio che ha visto e a quello che ha notato quando è venuto a trovarci al Banco Solidale, Fra Lorenzo? Innanzitutto è stata una scoperta grandiosa. Primo, come dicono adesso in English language, la location, dove è localizzato? In un parco, che è stata una scoperta perché non conoscevo il parco, si sentiva parlare dov'è cos'è la sede della provincia di Treviso, ma entrare, trovare due volontari che avevo portato anch'io qualche cosa, perché alla fine che cos'è? Io penso il segreto non è incamerare per dire io ho più prodotti per chi ha bisogno e mi faccio grande, no, la bellezza è buttare giù le mura e mettersi in rete, cioè se io ho qualcosa in più perché non la condivido? Prima che vada in scadenza, prima che vada in depauperamento, prima che inizi a avere il suo corso che nessuno la vuole, ma metterla in rete. Quindi lo scambio, ma come dire, non con lo scopo economico, ma lo scopo di portare un aiuto nel più veloce momento possibile a tutti quanti. Questa, secondo me, è la carta vincente, perché altrimenti uno si pensa che il volontariato sia come il famoso deposito di Paperon de Paperoni, tutto vigilanza super protetta, dentro ci sono le monetone di oro e nessuno può toccare se no qualche interessato. No, la solidarietà, lo spirito cristiano, proprio solidarietà, è condividere, donare all'altro, ricevere, portare. È vero, nei 4 anni che sono rimasto a Mestre più o meno era tanta la percorrenza a bordo del Ducato che combinavo, era sui 30-35 mila chilometri. Uno dice mamma mia così tanti? Sì, per recuperare, portare a famiglie e qualche associazione che è giusto non far tutti i nomi, però in questo caso sono arrivato fino al banco qua nella provincia di Treviso. Una scoperta grandiosa, bella, come portavo perché ormai a Trieste la strada è lunga, c'è un'altra onlus in provincia di Treviso, meglio stare sul generico, e questo portare cosa significa? Solidarietà, non altri conventi, solo altri conventi di frati minori cappuccini dove abbiamo le nostre mense, ma anche a chi ha bisogno, e chi ha bisogno delle volte si vergogna a venire a bussare anche al convento perché ha paura che qualcuno lo veda, perché qualcuno ha paura che gli punta il dito, perché sei ridotto così, cosa hai combinato di male. Niente, non sempre per tutti va bene il cammino della vita. Allora adesso andiamo a vedere questo video, questo concerto Sinfonie di un dono, per far capire l'importanza di dare ascolto a questi meravigliosi ragazzi che hanno trovato nella musica un percorso di vita bellissimo, ma che purtroppo è stata chiusa. Andiamo a sentire.
Direte a casa, Mirella fa vedere ancora questa orchestra, sì, e ancora di più la farò vedere perché è un fallimento della politica in generale, perché non li ha supportati anche logisticamente. Loro cercavano spazi per suonare, una sede che desse loro dignità, un'orchestra con 20 anni di storia. Il presidente ha detto sospesa, ma se non interviene qualcuno sarà cancellato. 20 anni di storia fra Lorenzo, perché arrivavano sempre gli ultimi per avere un supporto. Ne abbiamo tanti. Come ne abbiamo tanti? Certo che ne abbiamo tanti, ma un pochino, come si parlava prima, un pochino, anche perché il presidente Tullio Giacomini, che ringrazio e saluto anche perché non sta bene, ha detto: io non ho mai chiesto soldi in 20 anni, se ho ricevuto 500 euro di contributo sono tanti. Avevo chiesto di fare rete, di avere uno spazio per questi ragazzi dove suonare, di amare questi strumenti, di capire l'importanza della musica, dell'arte. Questa è cultura. Mirko Visentini, un fallimento anche trevigiano, questo poi è un'orchestra trevigiana. Però devi pensare anche a cosa succede in amministrazione. Noi, come amministrazione comunale di Treviso, per esempio, non abbiamo neanche i soldi per fare la manutenzione delle alberature, dobbiamo sempre rincorrere i bilanci per metterli a pareggio. Adesso io non so nel resto d'Italia cosa succede, ma noi che siamo attenti a tenere i conti in ordine, diventa un problema anche aiutare le associazioni. Ormai sono anni che non si dà contributi a nessuna associazione. Ma loro parlavano di una sede, non vorrà mica dirmi, Visentin, che non c'è una sede a Treviso, no? O metterli reti, il Manzato ad esempio, fare rete col Manzato, loro dicevano di fare squadra, di fare rete assieme, una cultura allargata, non una cultura ristretta. Adesso c'è anche la sovrapposizione che in questo periodo si stanno facendo molte ristrutturazioni di edifici, vedi la Stefanini, e molte strutture non sono utilizzabili. Abbiamo anche questo problema in più.
Allora, io non ci credo, lo dico pubblicamente, una sede si poteva trovare, io conosco molto bene Treviso, conosco anche le sedi, quelle anche che si potevano mettere a disposizione assieme ad altri, perché si fa così fatica fra Lorenzo capire che bisogna unire e non dividere, più associazioni, tutti assieme, cercare di trasmettere a questi ragazzi l'ascolto dovuto, perché loro ti dicono cosa questi ragazzi dicevano, cosa era il loro percorso della loro possibile futuro anche nella musica, nell'arte, nella cultura. Prego, Fra Lorenzo. Personalmente sono convinto che la musica, l'arte è vita. E per opposto un mondo senza musica, senza colore, senza arte sarebbe veramente più piatto di questo tavolo che ci regge. La musica aiuta a esprimere, ci sono persone con vari drammi e attraverso la musica vengono fuori capolavori so anche dire poco, e sotto il Monte Grappa c'è un comune, ha una sede per tutte le associazioni, e sono rimasto sbalordito perché c'era una sala che la condividevano 42 o 23, no, 35 associazioni. Ogni giorno ce n'era una la mattina, pomeriggio, la sera. Veniva suddivisa, non perché nel comune non ci fossero altre stanze, ma perché quella era destinata per far sì che varie associazioni del posto si ritrovassero. Allora, se c'è questa condivisione, c'è un arricchimento. Non abbiamo la nostra sede, ma la nostra sede può essere condivisa con un altro gruppo. Fa teatro? Bene, fai un incontro fra di voi perché dovete discutere delle vostre... Bene, ci sono le sedi, ci sono il post. La localizzazione veramente condivisa può essere una risorsa, perché altrimenti la crisi molte volte è stata riscoperta come opportunità di crescere anche professionalmente. Allora, se non si prende questo trampolino di lancio, si rimane come nel solito pollaio, ognuno rimane nel suo ghetto, si rinchiude sempre di più, ma alla fine porta alla... Capisco che chi paga le spese dell'energia elettrica, chi paga la pulizia, però se ognuno, non so, anche semplicemente uno strumento musicale, non è che tutti arrivino con chitarre elettriche e sintetizzatori o chissà quant'altro di tecnologia. Li abbiamo visti? Ma un'orchestra così, cosa costa? L'arco che cammina sulle corde del violino, del violoncello, del contrabbasso, una tromba, uno strumento a fiato, è una meraviglia. Arte uguale vita, espressione, e questo deve smuovere veramente, la penso così, ma da sempre, deve smuovere qualche cosa, altrimenti è semplice dire ma i giovani non hanno più voglia di suonare, di dipingere, di impegnarsi nel dimostrare che la vita non è solo cellulare, smartphone e chiudersi in casa e i genitori devono correre per loro. No, ma se io riesco a trasmettere la bellezza della vita, che non è solo monocolore, come qualcuno ha fatto la canzone mononota a Sanremo qualche anno fa, ma senza fare pubblicità occulta, ma da dire se la vita diventa monocolore. Mi ricordo da piccolo, sono del 68 di nascita, da piccolo elementare è arrivato un momento in cui hanno tolto tutte le feste, via San Giuseppe, via l'Epifania, via tutte le feste, perché bisogna lavorare. Dopo ho cominciato pian piano a risistemare una festa, rilocalizzare un'altra festa, perché il dio commercio invocava pietà. Ma allora è sempre il movimento economico che muove qualcosa. Il business Fra Lorenzo. No, ecumenico, economico. Sì, è altro che ecumenico. Veramente è solo questo. Allora noi per primi frati dovremmo stare fermi, non raccogliere e non donare niente, ma saremo tutti... Allora c'era un vecchio frate a Trento che diceva: noi possiamo fare di tutto nella vita, ma dobbiamo ricordare un particolare, uno. Dobbiamo rendere conto a Dio Padre.
Quando arriveremo davanti a San Pietro e Paolo diremo toc toc, e sono arrivato, non chi ti ha chiamato, ma cosa hai fatto di bello nella tua vita? Ho cercato di, ho fatto, oppure se mi sono chiuso, che cos'è? Egoismo, accidia, tante parole che forse scocciano, non sono le più voler sentire attraverso i padiglioni auricolari, però è la realtà, o ci si impegna o si crepa, cioè si muore. Ma così non c'è via di scampo. È così. Allora Mirko Visintin, io spero veramente che qualcuno riesca a capire di rimettere assieme questi cocci, perché si è frantumato tutto e non è facile rimettere in piedi. Abbiamo un presidente che sta cercando di far capire l'importanza di unire, non ha chiesto soldi, ha chiesto una sede assieme ad altri, perciò io penso che si può fare, come dice Fra Lorenzo. Abbiamo Santa Caterina, abbiamo il Teatro del Monaco, che non capisco perché i teatri siano solo a pagamento ed esclusivamente per certe cose, ma dovrebbe essere un bene pubblico, ecco, usufruito anche da queste orchestre meravigliose che sono, guardate, li avete sentiti perché li ho intervistati, Fra Lorenzo, questi ragazzi di un'educazione, di un'intelligenza, di una sensibilità unica. Questa ragazza che ho intervistato che suona il flauto, che ha detto avvicinatevi a uno strumento, accarezzatelo, prendetelo in mano e sentirete quante cose vi può dare. Perciò io penso che dovete riflettere su queste cose, perché qui dobbiamo tutti quanti fare un passo a lato, anche indietro, e capire invece che dobbiamo far andare avanti le persone che meritano e quelli che cercano di dare una visione diversa anche del percorso della nostra vita. Prego Mirko Visintin, come ci saluta? Vi saluto e spero di trovarvi però il giorno 13, che abbiamo questo bello incontro. Vediamo anche la locandina, il villaggio delle associazioni. Guardi cosa abbiamo creato, Fra Lorenzo. Se viene a farci visita domenica 13 aprile, ecco, perché siccome le associazioni non sono ascoltate, allora noi abbiamo messo in piedi il villaggio delle associazioni. Vediamo se stavolta ci ascoltano. Vediamo se la gente è sensibile, venire a fare un giro, capire che ci sono delle realtà importanti che si impegnano nel territorio per la solidarietà. Se riescono a fare, Mattia, quel ragazzo riesce a fare qualcosa con i suoi problemi, noi dovremmo fare 3 volte tanto e non essere mai sazi di quello che si fa per il prossimo. E la comunità, noi dobbiamo dare una risposta alla comunità, allora che la comunità si riformi come era formata negli anni 80, negli anni 90, dove dopo nel 2000 ci siamo un po' persi tutti attorno al denaro e all'economia, dimenticando. Tutti no, c'è ancora qualcuno che si salva, diciamo dai, tutti, fortunatamente c'è il mondo del volontariato, quello serio, che veramente sta cercando di far capire alla politica che se non ci fosse anche i politici andrebbero male, anche gli amministratori, abbiamo la fortuna di avere i frati, tutto il territorio italiano. Allora Fra Lorenzo, come ci saluta? Un veloce saluto, ecco, una preghiera che vorrebbe dare a chi dovrebbe ascoltare, cosa vorrebbe chiedere Fra Lorenzo? Innanzitutto il saluto finale è il nostro francescano, è pace e bene, che possiate ricevere pace perché donate il bene. E il bene donato, è vero, c'era un vecchio sacerdote a Verona che diceva: io mi sveglio sempre presto la mattina, lui si svegliava alle 4, 4 e mezza, ma la provvidenza si sveglia sempre prima di me e delle volte arriva a bussarmi la porta e arriva uno sconosciuto con un assegno, una busta, un qualcosa per dire: ma chi mi hanno detto di portargliela. E di questi esempi ce ne sono tantissimi, anche nelle nostre fonti cappuccine. Mi ricordo intorno al 1600-1700, mi ricordo nel convento di Napoli, quale non mi ricordo, però mi ricordo il fatto: crisi, non c'è da mangiare, i frati hanno donato tutto, tra grano e quello che c'era in convento. Dopo un giorno i frati sono messi a pregare per dire: San Francesco aiutaci, Santa Chiara d'Assisi aiutaci, perché dopo un giorno e mezzo bussa al portone ed era un buon uomo con un bel carro, con buoi, con carro pieno di grano. Ma tu dove arrivi? Dov'è che mi hanno detto di portarlo, punto a capo. Vogliamo stare nel territorio qua veneto? Schio, Alto Vicentino. Come si apre la porta del convento, è vero,
tristemente abbiamo dovuto lasciare perché stiamo calando anche noi come frati, è vero. Forse tanti giovani hanno paura di dire sì al Signore, ma arriverà il momento in cui si scatenerà ancora di questa voglia di seguire Gesù attraverso San Francesco. Come si apre la porta del convento c'è un quadro, una pittura, ritrae nel 1700, anche lì 1800, Schio era invasa da 2 metri di neve. I frati non hanno più niente da donare a chi arrivasse. Quella mattina sentono bussare al convento, aprono la porta, trovano sopra la neve un sacco di pane bianco, bello, fumante, e non ci sono orme. Dire chi l'ha portato? I merli, gli uccellini, lo scoiattolo. E lì è rimasto proprio questo miracolo che hanno dato da mangiare per i frati, ma i frati hanno donato alle persone che hanno iniziato a ritornare a bussare, perché anche se c'erano 2 metri di neve, 1,75 metri, cioè, hanno avuto quel coraggio di ritornare perché sapevano che non avevano più niente. Allora chi ha portato per suggellare, per tenere in memoria quel miracolo, hanno fatto la pittura. Attualmente si può dire certo, può essere una storia come Cappuccetto Rosso, però là i frati hanno visto, hanno documentato e hanno detto qui c'è stato l'arrivo anche di un miracolo. Chi muove i miracoli? Io dico Padre, Figlio, Spirito Santo. Crediamoci, ci sono ancora tante persone che si levano anche mezzo pagnotta di bocca per donarla a noi che la doniamo a chi ha meno. E quindi ecco, la solidarietà deve tornare, non voglio dire di moda, ma in uso e consumo per tutti i bisognosi. Grazie a Fra Lorenzo di essere stato con noi, ecco questo responsabile di questa mensa dei poveri che ringraziamo tantissimo, e grazie anche a Mirko Visentin per questo aiuto che sta cercando di dare. Come dice Fra Lorenzo, l'importante è dare, non importa dove. L'importante, ricordate Madre Teresa di Calcutta, le parole famose: a me non interessa dove vengono i soldi perché so dove vanno, ecco, perciò capite bene che tutto il mondo è paese e perciò aiutiamoci. Pubblicità. c'è cuore migliore, testa, pelle, colore, vite, che puoi rendere speciali, con scelte radicali. Siamo tutti più uguali, giusti, vivi, animali. Dici che li ami e per te tutto
Istruzione, progetto istruzione parentale. Con noi Paola Manzan, questa insegnante che sta cercando di far capire il valore e il rispetto anche per la natura, per questi amici meravigliosi che possono essere gli animali, gli alberi, l'acqua, perché tutto appartiene, tutto sono creature viventi, perché vivono. E veramente grazie. Paola è con la figlia, questa figlia Eleonora, che non vuole parlare, non voleva neanche essere seduta qua, perché dice no, io non ci sto, perché... e noi la lasciamo tranquilla. Eleonora si guarda lo schermo dove parlerà la mamma, e soprattutto saluto anche il dottor Giampiero Avruscio, direttore unità di angiologia dall'Università di Padova. Grazie dottor Avruscio di essere qui con noi, ecco, per capire anche cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando, perché qui non si capisce più niente, ognuno dice la propria, ognuno dà i propri numeri, e noi veramente stiamo dando i numeri in tutti i sensi. Allora, sentiamo Paola Manzan, ecco, questo video che rappresenta la natura, la bellezza e soprattutto il futuro dei giovani che veramente sono molto vicini a questi temi delicati. Prego Paola. Sì, assolutamente, i ragazzi, i giovani sono sensibilissimi, direi, a questi temi nel momento in cui vengono proposti, quindi l'intento di questa canzone, di questo brano, di questo video è sicuramente quello poi di stimolare l'interesse, perché io vedo tutti i giorni che quando poi ne parliamo, quando ci avviciniamo a certi argomenti, sono i primi ad affrontarli, e affrontarli con cuore, con rispetto, come dovrebbe essere, no? È che purtroppo spesso sono temi lasciati un po' in disparte, no? Non sono mai centrali. Io vedo anche la musica di oggi, adesso non per fare una critica, ma anche sì, che viene ascoltata da loro, purtroppo tratta tutt'altro, e invece di stimolare la sensibilità, l'empatia, stimola l'opposto, l'estremo opposto. Quindi la volontà è anche questa, cercare un po' di avvicinarli con la musica, che io ritengo essere uno dei mezzi a disposizione più forti che possiamo avere. Ma musica e cultura, prima abbiamo visto questa orchestra trevigiana che ha dovuto chiudere i battenti purtroppo perché non è stata supportata, e questo presidente che chiedeva alla fine uno spazio, non è che chiedesse il mondo, è facile dire non ce ne sono, siete in tanti, lui voleva fare squadra con altre associazioni culturali, l'importanza di fare squadra. Professor Avruscio, cosa dice lei? L'importanza, ecco, anche di credere nella cultura, di dare dei segnali a questi ragazzi che si chiudono sempre più in se stessi per forza, finché abbiamo questi esempi che abbiamo visto, dai 14 ai 22 anni non sono riusciti in 20 anni ad avere una sede dove poter suonare, una sede decente, non chiedevano soldi, chiedevano spazi. Perché si è così sordi? Lei invece è uno che è molto sensibile anche questo alla cultura, all'arte. Prego professor Avruscio. Ma la cultura, la musica è vita, è terapia, ed è solo con la cultura che si costruisce la pace e si abbattono i muri, solo con la conoscenza, con il sapere. Vede, io faccio una professione che è quella del medico, in cui il connubio tra arte e professione è antico, come antico è il mondo. La medicina infatti è inserita fra le arti e le professioni. Come lei sa, io organizzo degli spettacoli di beneficenza, l'abbiamo fatto per le persone in difficoltà, l'abbiamo fatto per varie associazioni, l'abbiamo fatto per il Museo della Medicina, per la casa di Alzheimer della Madre Teresa di Calcutta, che è stata costruita qui a Padova. E io vedo che effettivamente è insito proprio nell'arte medica, nella medicina, questa propensione. C'è chi scrive poesie, chi suona, addirittura anche all'interno della nostra azienda ospedale università abbiamo un'orchestra, Asclepio,
si chiama così, che è formata da medici, da specializzanti, da specialisti sotto la direzione del dottor Saller, che è il direttore della medicina interna in azienda ospedaliera di Padova, nella sede dell'ospedale Sant'Antonio. Insomma, come si fa? La musica, ripeto, è terapia come i colori, come tutta quanta la nostra vita. Vede, io conosco persone che apparentemente non hanno nessuna malattia, però stanno malissimo. Persone che invece purtroppo hanno delle malattie magari anche incurabili, però che ti esprimono come dire, un disegno di vita, ti danno proprio quel tesoro che è dentro di loro, per cui insomma ti arricchiscono. Quindi le persone devono essere viste a 360 gradi, non ha senso, come dire, guardare un organo che, per quanto importante e tecnicamente sia importante, rivolgersi, no, a quella tipologia di specializzazione e ultraspecializzazione, ma la persona è fatta nella vita quotidiana di tutto, è fatta di danza, è fatta di musica, è fatta di colori, ma basta guardarsi intorno. Avete fatto vedere un bellissimo video della natura, e cos'è la musica del mare, la musica del vento, come si fa un tramonto, spettacolo, come si fa? Questo incide sulla personalità, sulla vita, sull'umore delle persone, e quindi noi dobbiamo stare attenti alla persona. E la musica, l'arte, ripeto, non sono strumenti di pace, sono strumenti con cui sono le vere armi della pace, sono le uniche armi. Solo con la cultura si riescono a rompere le barriere e a rompere i muri, e questo si cerca anche negli ospedali, almeno quelli più moderni, no? Di colorare le pareti. Per esempio c'è la nuova pediatria che sta nascendo, e il cui arredamento è previsto. Per questo noi faremo nell'anno prossimo uno spettacolo di beneficenza per aiutare ad acquistare l'arredamento che andrà ad arredare la pediatria, che sarà ispirato, pensi, all'orto botanico di Padova, che è il più antico orto botanico del mondo, che conserva delle piante che non si trovano più in nessun'altra parte del mondo. E sarà ispirato, perché qualunque area sarà, magari l'area mediterranea, la savana e altre, la tundra, eccetera, in maniera tale da dare questa espressione. La persona che è sofferente, professore, che non ha sentiamo se bisogno Eleonora di un avrebbe luogo piacere dove di visitare ancora questo soffre di orto più. botanico. Ha Sì o no, necessità, Eleonora? insomma, di Piacerebbe essere andarlo a accolto. vedere? Ecco. Professore, mi sente? Musica non mi dolce. sente il professore? Professore, mi sente? Sentire, no, probabilmente continua a deve essere parlare, vuol dire che accompagnato non mi meglio in sente, questa così abbiamo sofferenza. capito. Mi sente, professor Avruscio? Sì. Allora, volevo dirle che Eleonora, che è qui vicino alla sua mamma, ha detto che a lei piacerebbe molto venire a visitare questa meraviglia che lei ha spiegato, perché vede, lei ha attirato l'attenzione dicendo questo. Ecco, Eleonora non vuole parlare perché è timida, ed è giusto che sia così, però sta ascoltando molto attentamente quello che sta dicendo il professor Avruscio e anche Paola Manzan. Ma soprattutto, ecco, quello che io voglio far capire è che i ragazzi sono attenti, non sono disattenti. Ecco, magari non parlano molto, ma è colpa nostra, di sicuro, scusami Paola, non tua magari, però è quello che li circonda, ecco, questo chiudersi a riccio, a noce, perché in tanti anni non sono stati ascoltati, i messaggi che arrivano non sono dei più belli, di quelli che possono anche stimolarli. Sono bravi, si comportano bene, ma facciamo vedere sempre quelli meno bravi, quelli che si comportano male, e questo incide molto. E soprattutto li feriamo a morte, a mio avviso, quando veramente trattiamo l'ambiente in maniera incredibilmente violenta. Loro lo sentono, vedono e dentro di loro soffrono. Io ho avuto ospite questi ragazzi, questi studenti dell'Istituto Sansovino di Oderzo, che sono stati ad Auschwitz, e loro poi mi hanno scritto dei foglietti con dei messaggi, delle parole, e molti ancora
piangevano nel ricordare quello che avevano visto e toccato, perciò c'è la sensibilità, siamo noi che forse non riusciamo a capire quanto sensibili sono. Prego Paola. Sì, a volte sono anche troppo sensibili, no? E questa chiusura, come dicevi tu, è dovuta proprio a questo, cioè l'eccesso di sensibilità e anche la difficoltà di esternare le proprie emozioni provoca l'effetto contrario, quindi la chiusura in se stessi, e poi quando non si riesce più, perché il lavoro che facciamo quotidianamente noi è proprio questo, come spiegavo le altre volte, siamo in pochi, cerchiamo che il rapporto sia empatico e quindi di veramente riuscire a tirar fuori quello che hanno dentro, perché superato un certo limite, passami il termine, ma li perdiamo, cioè diventa difficile veramente il recupero. Quindi il lavoro grande è quello e va fatto subito, come dicevamo appunto anche nelle altre puntate, già da piccoli, perché poi io vedo già i ragazzi che abbiamo delle superiori, che saluto e che salutiamo tutti così questa voglio mattina. tanto bene, però il lavoro là, se non è stato fatto prima, è ancora più difficile da fare. Eleonora, sono più buoni o più cattivi i ragazzi, secondo te? Ce ne sono più di buoni o più di cattivi? In generale. Sì, in generale, naturalmente. Metà e metà? Sì. Ecco, vedete che sono chiari, non è che siano tutti buoni, tutti cattivi. Vedete che come rispondono, loro sanno rispondere, metà e metà. Cosa dice professor Avruscio? Ha indovinato Eleonora a dire, ha pensato un attimo, ma forse metà e metà, non tutti buoni, non tutti cattivi. Prego professore. Ma guardi, io penso che tutti quanti potrebbero essere tutti buoni. Nel senso che, vede, nei ragazzi fin da bambino, io mi riferisco sempre alla mia esperienza personale, generalmente quello che il bambino, il ragazzo sente è il fatto se tu gli vuoi veramente bene, primo, e secondo devi conquistare proprio la sua fiducia, la conquisti essendo vero, essendo lì a disposizione, all'ascolto. Molto spesso noi facciamo dei progetti sui nostri figli, sui ragazzi, ma sono progetti nostri. Sono, come dire, è quello di trasferire un'esperienza che, per quanto bella possa essere, però è la nostra esperienza. E i bambini, i ragazzi sono persone a sé, e quindi è giusto quello di cercare di capire quali sono il loro percorso, quello che in qualche modo, perché molto spesso sono confusi anche loro, e allora il nostro compito è quello di, come dire, di presentare delle occasioni, ecco, in maniera tale che loro possono in questo percorso magari avere quello che è la loro strada. Abbiamo Giulia da Venezia, professor Avruscio, poi continuiamo. Vai Giulia. Sì, ciao Mirella. Ciao. Buongiorno a tutti e a tutti i tuoi ospiti che hai là. Allora io, Mirella, volevo dire qualcosa per l'orchestra, perché Mirella è veramente una vergogna per Treviso, Mirella, che non siano riusciti a trovare qualcosa, perché quel presidente, che innanzitutto saluto tanto, e perché Mirella, lui con quello che ha creato e l'età che ha, avrebbe avuto la soddisfazione di fare andare avanti quei giovani. Mirella, guarda cosa ha creato, con la passione, il cuore, l'amore, tutto quello che ha fatto. Ma stiamo scherzando, Mirella? Speriamo che qualcuno si offra per aiutare quell'orchestra, perché Mirella non hanno proprio voluto aiutarlo, specialmente per l'età, perché lui chissà anche la soddisfazione per quello che ha creato. Vedi Mirella come siamo ridotti, per loro le sale le trovano, Mirella, perché loro hanno i soldi da maneggiare. Guarda Mirella, sono molto triste per il presidente, perché lui meritava molto di più, lo merita, speriamo che trovino qualcosa, perché Mirella lo saluto tanto, gli faccio tanti auguri per la sua salute, presidente Tullio, coraggio. E ti saluto tanto Mirella per tutto il bene che fai, e continua ogni mattina a dirlo, Mirella, di questa orchestra, perché è veramente una vergogna. Sì. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Grazie cara Giulia, purtroppo è successo ed è giusto anche cercare di vedere se si riesce
anche a dare altri messaggi, Paola Manzan, a questi ragazzi che veramente avevano dato dei segnali importanti, perché parlavano ai loro coetanei, facendo capire l'importanza della cultura, che può essere varia, dalla musica alla pittura, a qualsiasi cosa. Quando parli di arte parli a 360 gradi. I messaggi che anche tu ricevi, Paola, a scuola, quali sono di questi ragazzi? Cos'è che chiedono? Cos'è che vorrebbero veramente che fosse fatto? Sì, la didattica, ma anche una scuola magari che dà anche altre opportunità. Prego, Paola. Sicuramente a misura loro. E come dicevo prima, l'essere ascoltati in primis, perché hanno proprio bisogno di parlare, di confidarsi, perché spesso il rapporto, soprattutto in un'età medie, superiori, insomma, anche il rapporto con i genitori è normalmente conflittuale, no? Ci siamo passati tutti, è normale che dobbiamo. E allora cercano, però hanno comunque bisogno di confidarsi, hanno bisogno di confrontarsi, e quindi cercano altre persone. Puoi tossire, sai, Eleonora, non c'è mica problema, tossire tranquilla, e se vuoi bere anche un goccetto d'acqua ti passiamo anche l'acqua, tranquilla Eleonora. Quindi hanno bisogno e cercano queste figure, e purtroppo non ci sono. C'è anche l'insegnante, appunto, avendone tanti, avendo anche, non mi piace dirlo, no? Ma c'è quasi l'obbligo di non andare troppo in là, anche nella scuola stessa. Ognuno ha il proprio ruolo e non ci si può mai avvicinare troppo, e questa distanza fa male, a questi ragazzi fa male. Quindi bisogna veramente creare altri spazi, perché poi stanno cellulari, computer. Ma perché non hanno altro? Cioè, dove vanno? Dove possono andare? Se qualcuno vuole spiegare dove vanno, no, ho capito, perché qui, non so, è tutto a pagamento, tutto costa, tutto, se vuoi fare qualcosa devi sempre pagare. Ma però anche la scuola sta cambiando, anche questi insegnanti, questi dirigenti scolastici stanno cercando anche loro di fare qualcosa, qualche passo in più, anche se non è sempre facile, dobbiamo dirlo. Però io dico, poi sentiremo nei prossimi giorni se Paola Manzan riuscirà a far arrivare questi ragazzi a Sveglia Veneta. Ci vogliono le biratorie, non è facile come si pensa, quando sono minori bisogna firmare tutto, per l'amor di Dio, se no succede il finimondo, ed è giusto anche così, perché la privacy è questa. Ecco, sentire anche loro cosa chiedono, ecco, questo ascolto, cos'è importante per te, perché ognuno, a mio avviso, è un'opera d'arte. Il problema è capire che opera d'arte abbiamo in mano. Professor Avruscio, condivide con me che questi ragazzi sono tutti quanti delle opere d'arte. Prego. Guardi, condivido appieno. Poi vede, state toccando degli argomenti che sono fondamentali, perché l'istruzione, la scuola, la salute, la sanità sono principi fondamentali della nostra Costituzione, quindi dovrebbero essere proprio perno. Però ci vado a vedere quello che succede nelle scuole, perché nel corso del tempo si è perso proprio il ruolo dell'insegnante, il rispetto anche in un certo senso dell'insegnante, del medico. Non è che l'insegnante e il medico possono essere, con tutto il rispetto, mi raccomando, del lavoro impiegatizio, perché lavorano proprio con delle opere d'arte, cioè uno, voglio dire, c'è una ricchezza. Se io penso a quando ho fatto le mie scuole elementari, io ho fatto le mie scuole elementari in un garage adibito a scuola, ma non la cambierei con niente e nessuno al mondo. Non c'erano, come dire, dei presidi tecnologici o altro, c'era una lavagna con un gesso, banchi di legno, eppure ho avuto un insegnante che mi ha fatto innamorare della scuola. Se io non avessi avuto quegli anni di elementare con quell'insegnante, io sicuramente non avrei, come dire, costruito poi quelle fondamenta per cui poi l'edificio regge, anzi, insomma, può crescere sempre di più. Io devo dire grazie ancora a quel mio maestro elementare Ottavio Vercillo, che purtroppo... Noi invece diciamo grazie al professor Giampiero Avruscio, e facciamo sentire questa canzone che ha creato assieme ad altri il professor Avruscio, che si chiama La Libertà. Andiamo ad ascoltare. La
Manzan, tu che te ne intendi, ecco, come interpreti queste parole di questa canzone, la libertà che colore ha? Sarebbe da chiederlo ai ragazzi, lo chiederemo, che colore ha la libertà. Prego Paola. Bellissima, bellissima, poi la libertà tocchi il mio punto proprio, la libertà sempre, comunque e per tutti gli esseri viventi, quindi ritornando anche al video sugli animali. No, dobbiamo essere tutti liberi perché siamo tutti uguali. Cosa ne pensi di quel fatto che riempi i giornali di questa ragazza che si faceva fotografare, faceva un altro lavoro di sera, poi di giorno insegnava, adesso c'è un'altra ragazza qua a Treviso che fa parte dei centri sociali ma insegna, c'è qualcuno che sta cercando, ecco, di infiammare un discorso che magari non esiste neppure. Come vedi tu la situazione, i pro, i contro, i favorevoli, i contrari? Ecco, sono questi i problemi che ha la scuola o sono altri, Paola? Siano altri proprio, nel senso che poi ci si concentra su altro per deviare quelli che sono da quella che è veramente la problematica principale, no? Quindi si cerca sempre di trovare dei capri espiatori nelle situazioni, ma bisogna sempre tornare all'origine, no? Ma perché? O perché questa persona è costretta a fare anche altro? Perché non le basta quello che fa? Perché ha bisogno di chi c'è, chi lavora nella scuola, cioè che cosa vogliamo, che cosa vogliono i ragazzi, che cosa vogliono anche i genitori, che cosa vogliono i genitori forse. I genitori ci sono presenti, sono consapevoli di quello che c'è, perché poi ricordiamoci sempre che i ragazzi sono figli di famiglie. Anche perché tutto è partito dai genitori, non dai ragazzi. Ovviamente. Quindi sì. Insomma, i ragazzi sono un riflesso di quello che c'è a casa, è inutile che continuiamo a girare attorno a loro, a puntare sempre i fari su di loro, ma ci sono le famiglie e queste famiglie, e attenzione, nel senso che io ho a che fare fortunatamente con famiglie di un certo tipo, nel senso che sono molto presenti e hanno fatto questa scelta proprio perché sono molto presenti e vogliono essere molto presenti, però purtroppo non sono la maggioranza. E d'altronde la gente deve lavorare, no? Una volta, per carità, la donna stava a casa, faceva la casalinga, ma magari aveva più tempo sicuramente da dedicare alla famiglia e ai figli. Adesso tutti lavoriamo, siamo tutti di corsa e questi ragazzi sono soli per la maggior parte del tempo. E il genitore non sa neanche né cosa fa il ragazzo né tantomeno che cosa si fa a scuola, però ha delle pretese poi. E quindi quando i conti sembrano non tornare si infiammano gli animi e si trova poi il colpevole, che magari tanto colpevole forse non è. Sentiamo il professor Avruscio, che colore ha la libertà per un medico in questo momento molto difficile, dove è tra l'incudine e il martello se rimanere nel pubblico o andare nel privato. Ecco, viene molto solleticato in questo, e se mettiamo nella bilancia il mio futuro dove sarà e come sarà. Prego, professor Avruscio. Mirella cara, intanto grazie per avermi fatto questa sorpresa di aver trasmesso questa canzone che era stata fatta in occasione di un omaggio a una suora, Elisa Angela Meneguzzi di Giarre di Abano Terme, che era agli onori degli altari come beata, una persona che aveva imparato l'arte infermieristica per poi andare in missione e morire in missione all'età di 40 anni, e noi l'abbiamo ricordata qui nella nostra chiesa dell'ospedale. C'è un bassorilievo anche che lo ricorda. Sì, quella dei medici, degli infermieri, degli OS, guardi, si fa un gran parlare della mancanza di medici, di infermieri e di OS, ma in verità quello che sempre dico, che affermo e che affermo anche oggi, è che in verità non è che mancano i medici, gli infermieri o gli operatori sociosanitari, mancano nel Servizio Sanitario Nazionale, perché se io vedo tutti quelli che lavorano in privato, nelle strutture convenzionate accreditate, nella libera professione, nelle case di cura proprio private, negli ambulatori privati, oppure medici e infermieri che se ne vanno dall'Italia e che vanno all'estero. Insomma, dov'è la carenza dei medici? Mancano nel sistema sanitario nazionale. È un po' come la scuola, come dicevo, sono i beni fondamentali della nostra Costituzione, però dovrebbero essere trattati forse meglio,
nel senso che molta più attenzione dovrebbe essere rivolta verso il ruolo della struttura scolastica, degli insegnanti, così come nelle strutture sanitarie, perché ne va del nostro futuro, perché noi abbiamo una scuola che ancora forma bene. Se io vedo quanti medici italiani vanno all'estero e sono accolti a braccia aperte, perché sono anche bravi, però non abbiamo cervelli stranieri nel campo della sanità che vengono a lavorare da noi, e quindi il motivo è proprio la valorizzazione che si ha in queste strutture, nella scuola e nella sanità. Ma non è, mi creda Mirella, quando parlo di valorizzazione non intendo una valorizzazione che sia esclusivamente lo stipendio. Sì, è anche quello, però non è solo quello, perché si diceva prima, no, dei figli. Oggi la società per fortuna è evoluta, per cui per esempio in medicina sono molto più le donne medico che gli uomini, ma così in altre discipline come giurisprudenza, come anche nella scuola. Però vede, noi non abbiamo ancora una società strutturata e preparata, per cui se una mamma ha un figlio, giustamente uno che ha studiato una vita, che si è laureato, che si è specializzato, e in cui c'è stato anche un sacrificio e un impegno anche economico, e non può poi dopo dire beh, adesso che ho una laurea, una specialità, adesso faccio la casalinga, nobile professione e mestiere. Però insomma, e allora perché ho fatto tutti questi anni? È chiaro che io devo anche dare un servizio alla comunità e alla società, e allora la società e la comunità dovrebbe essere attrezzata a favorire questa cosa. Perché per esempio negli ospedali non esiste un asilo nido, non esiste una scuola materna? Ma io quando progetto gli ospedali, io le progetterei tenendo presente anche questo discorso, che non è il solo, per esempio anche nella mobilità femminile. Per esempio se io nella scuola o nella sanità, chi lavora nella scuola o nella sanità o i figli che devono andare all'asilo nido oppure in altre cose, perché come Stato allora non do un sostegno a queste famiglie per rendere attrattiva la scuola e la sanità? Quindi non è corsia, dobbiamo fare altre cose, professor Avruscio, ci mancherebbe che si interessassero alle cose che lei sta dicendo, se no non avremo le case di comunità vuote. Se avessero pensato più ai servizi alla persona, i fondi del PNRR che erano destinati al terzo settore sono stati deviati purtroppo. Abbiamo Marco da Treviso, vai Marco. Ciao a tutti, ciao Paola, ciao Mirella. Siamo qua che vi stiamo guardando con i ragazzi che adesso vi salutano. Grazie, ciao, ciao. Prossimamente qui su questi schermi. Prego Marco. Fare un ringraziamento particolare a te Mirella, che stai facendo conoscere questa nostra realtà a tutte le famiglie del territorio. Grazie Marco, un abbraccio a tutti i ragazzi che sentiremo presto. Abbiamo bisogno appunto di queste autorizzazioni perché sono fondamentali per noi in televisione, però mi fa piacere di questa telefonata e di questo saluto dei ragazzi. Penso faccia piacere anche a lei, professor Avruscio, sentire che questi ragazzi, se sono in gruppo, si esprimono, li prendi a uno, sono talmente chiusi, ma un po' alla volta riusciremo ad aprire quando loro si fideranno di noi. Questo è il grande problema che abbiamo con loro. Prego professor Avruscio, cosa dice a questi ragazzi che ci hanno salutato? Magari qualcuno diventerà come lei, un gran medico, un professore, però ecco, una parte sarà sempre dedicata anche a una passione, la passione che avete sentito che ha anche il professor Avruscio, della musica, dell'arte, del teatro. Prego professore. Sì, guardi, io credo molto è per questo che un po' sono molto rammaricato come dire, e sono anche, mi creda, arrabbiato, perché adesso i nostri giovani, noi non abbiamo una politica che è rivolta proprio al futuro, e i nostri ragazzi sono il nostro futuro. Se io non lo curo bene questo futuro, poi dopo è chiaro che ne risentiremo tutti quanti, no? Dal punto di vista scolastico, dal punto di vista della salute, dal punto di vista di tutto.
insomma, ma perché insomma, i paesi stranieri accolgono a braccia aperte i nostri laureati, i nostri specializzati insomma, e noi non facciamo di tutto per trattenerli nel nostro paese, insomma, nelle nostre strutture. Mirella, lei si occupa di questo da una vita e quindi io l'ho sempre ammirato per la franchezza e per aver affrontato questi temi a viso aperto. Siamo su questa lunghezza d'onda. Credo che il nostro futuro vada coltivato però mettendoci, vede, una volta c'erano appunto come dire i maestri, no? Quelli che ti prendevano per mano, c'era si era grati a chi ti insegnava qualcosa. A me la cosa orribile che sta succedendo sia nella scuola, in cui tu dai, non so, una nota di demerito a un ragazzo e poi dopo insomma vengono anche a picchiarti i genitori, negli ospedali, nei pronti soccorso, dove vengono aggrediti infermieri e medici che sono lì per servirti, non per farti del male. E allora, di fronte a queste situazioni, che non sono rare purtroppo, perché se fosse una situazione, ma si stanno ripetendo sempre spesso, allora bisogna fare una riflessione, tutti quanti dobbiamo farla come comunità, e deve farla innanzitutto la politica, perché vede, noi siamo degli operatori, noi quando lavoriamo dalla mattina alla sera facciamo delle prestazioni, ma non siamo chi organizza, chi gestisce la sanità, chi fa le delibere. E però poi a front office il paziente vede il medico, vede l'infermiere, e per tutto quello che non va se la prende col medico, con l'infermiere, con chi gli capita, e quindi questo peggiora ancora la situazione. La gente non è abituata a ragionare e a prendersela con chi fa le delibere, con chi organizza la sanità, con chi organizza la scuola. E questo è il grande problema, quindi bisogna anche sensibilizzare, fare cultura. Noi ci mettiamo tutto del nostro meglio, però il nostro meglio deve essere accompagnato anche da risorse che però devono essere messe in campo, deve essere questa visione, perché poi quando qualcosa non funziona, che cosa succede? Che ma le leggi vengono fatte in Parlamento invece di prenderle quei politici che hanno fatto quelle leggi che poi i giudici applicano, questo va detto. Allora andiamo a vedere, devo correre perché il tempo è tiranno, anche questo logo di Paola Manzan, l'11° passo, ecco, vediamo un logo importante che adesso spiegherà Paola Manzan, e soprattutto il futuro sono anche di questi giovani, sono nelle mani anche di questi educatori che siete voi, che state cercando anche di tirare fuori il meglio di questi ragazzi, la creatività che magari hanno e non la conoscono. Come fanno a conoscerla se non sanno di averla? E qualcuno deve pur tirargliela fuori. 11° passo, perché Paola? Questo è sopra questo leone rampante. Allora, il nome 11° passo è stato pensato ancora 4 anni fa dalla sottoscritta, in realtà, perché mi ero incuriosita da questo libricino di un'autrice, se non sbaglio, medio orientale, che raccontava, era una storia per bambini, di questo leoncino, che appunto c'è il leone, che era nato, quindi all'interno dello zoo, nato dentro questa gabbia, per cui questa gabbia era la sua casa, e il mondo era questa gabbia, e questa gabbia misurava 10 passi. Un giorno il guardiano dello zoo lascia per sbaglio, va a pulire la gabbia e lascia la porta aperta. E questo leoncino ha la possibilità, facendo l'11° passo, di uscire dalla gabbia. E da qui poi è nata l'idea di chiamare questa associazione, proprio perché vogliamo dare la possibilità di uscire dalla gabbia, di uscire da quello che ci fanno credere di essere, che facciamo credere ai ragazzi di essere, di tirar fuori quello che siamo e di trovare appunto quella libertà di cui parlava anche prima la canzone. Speriamo che qualcuno però apra quella porta di quella gabbia. Sì, e non solo che si dimentichi. Non che la chiuda a doppia mandata, no, ma che noi la siamo apra. qui per aprirla. Abbiamo Ginevra da Treviso. Ciao Ginevra. Buongiorno a tutti. Ciao Ginny. Prego Ginevra, cosa vuoi dirci? Vabbè, intanto sono qui con i miei compagni che vorrebbero salutare. Ciao Paola! Ciao ragazzi! Volevamo ringraziare Paola per tutto il supporto che ti dà ogni giorno
e ci dà questa occasione e opportunità, e ci troviamo tutti molto bene e anche le famiglie sono contente e niente, ti vogliamo bene, Paola. Che bella, Anche che bella io. questa telefonata. Grazie. Ascolta Ginevra, hai sentito le parole del professor Avruscio? Sì. Cosa ne pensi, Ginevra? Che sono d'accordo con quello che dice. Niente, sono un po' imbarazzata. No, vai tranquilla Ginevra, vai tranquilla. Parla col cuore, ecco quello che hai sentito quando il professor Avruscio parlava. No. Basta, difficoltà. No, sono troppo imbarazzata, non riesco. Ma condividevi il suo pensiero, quello che cercava di esprimere? Ma riguardo cosa precisamente? Riguardo voi giovani, ecco che siete un'opera d'arte ad esempio, ognuno di voi siete un'opera d'arte, lo pensate anche voi? Sì, dai, ci sono persone un po' più e un po' meno, secondo me. Più o meno un'opera d'arte, vediamo, più o meno un'opera d'arte. Grazie cara Ginevra, grazie della telefonata. Paola, fanno fatica a parlare questi ragazzi, fanno fatica a esprimersi. Fanno fatica, dipende, no? Si usa sempre dipende, va sempre bene dipende. Ce l'abbiamo in italiano proprio per questo motivo, perché è un termine che... C'è anche una canzone, dipende. Sì, italiani e spagnoli hanno dipende, va in Germania non esiste come termine, c'è un motivo, noi abbiamo il dipende. No, dipende appunto dall'argomento, quindi quando li tocchi nelle loro cose o cose dove allora là devi dire ascolta basta, cioè stai anche Ad esempio zitto. una cosa che a loro piace parlare, discutere, confrontarsi, qual è Paola? Ma allora parlo delle ragazze più grandi qui, sì. Noi facciamo scienze umane, loro sono Ginevra in particolare, sono ragazze di quarta superiore, scienze umane, quindi per esempio le lezioni di psicologia sono sempre un dibattito aperto e lì cioè là veramente si sbizzarriscono, non hanno, quindi ci sono argomenti che le sensibilizzano, scusami, di più e dove riescono a tirare fuori anche la loro idea, la loro opinione. Chiaro, magari andiamo a parlare poi di diritto, là, cioè, è un po', ma perché Professore Avruscio, cosa dice? Questi ragazzi come arrivano? Questi specializzandi da voi sono chiusi anche loro, sono timidi, come sono? Parlo di persone perché io non divido tra ragazzi e ragazzi, uomini, donne, parlo di persone, prego. Guardi, io sono molto felice perché io ricevo sia specializzandi delle malattie cardiovascolari, specializzazione in malattie cardiovascolari che di medicina interna e anche masterizzandi, quindi già specialisti di angiologia, fanno il master di angiologia, anche il master infermiere che fanno il master di wound care. Io veramente mi creda, mi si allarga il cuore perché vedo veramente persone che sono impegnate, che sono preparate, che sono desiderose, sono già alla fine del loro percorso, ma ho una grande fiducia, sono contento di averli perché c'è sempre un confronto, imparo moltissimo dalle loro esperienze, da quello che loro mi raccontano, dai loro comportamenti. E quindi io è per questo che ho fiducia nel futuro, perché sono a contatto con loro, quindi vede quello che noi sentiamo in giro generalmente sono le cose sempre negative, perché nessuno va a dire, le voglio fare un esempio Mirella, se tu salvi la vita a una persona in ospedale e nessuno ne parla, no? Perché è una cosa normale, però se tu togli la vita a uno, e questo salvare la vita succede ogni giorno, ma se togli la vita a uno, allora tutto il mondo parla solo di quello, è giusto che se ne parli, però sembra che succeda sotto casa, che succeda sempre e non si parla mai delle cose positive. Io ho molta fiducia in questi ragazzi e nel nostro futuro perché sono a contatto con loro e mi rendo conto della ricchezza che hanno.
E quindi l'importanza è accompagnarli, sostenerli in questo loro cammino, dare delle opportunità. Non dobbiamo imporre nulla, dare delle opportunità, perché ognuno poi sceglie la propria strada, ed è questo il bello, ed è il bello anche di noi genitori. Il nostro compito ai genitori è quello di rendere indipendenti i figli. Se noi riusciamo in questo, abbiamo fatto il nostro lavoro. E io sono veramente felice, guardi, mi rammaricherò quando questa funzione non l'avrò più. Grazie professor Avruscio, è stato molto chiaro, ma soprattutto il messaggio che ha dato questa mattina e ha detto con delle parole importanti: sono molto preparati. Voi dovete fidarvi anche di questi medici giovani, di questi dottori, dottoresse, perché come ha detto il professore sono preparati, hanno anni di studio. Poi è giusto, la pratica arriva un po' alla volta, ma sono preparati. Guardate che veramente, ecco, un signore mi diceva ieri, ne sanno una più del diavolo, diceva, dobbiamo fidarsi. Ecco, capite l'importanza anche di conoscere, di capire e di dare quel rispetto che merita, no? Il dottorino è un dottore a tutti gli effetti, una dottoressa a tutti gli effetti. Anche noi dobbiamo cominciare a usare meno etichette e usare le parole che veramente servono. Questo dovrebbe fare anche la scuola, il linguaggio è fondamentale. Paola Manzà, e poi chiudiamo. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Cioè, bisogna proprio dare una visione diversa di questo mondo, di questa Italia in particolare, perché come diceva il dottore prima, no? Quanti ne vanno via da qua e di là, gli altri stati trovano il tappeto rosso e qui invece qui non c'è neanche il tappeto, non c'è neanche il tappeto, bravissima. Quindi assolutamente dobbiamo cambiare, non noi, bisogna che dall'alto qualcuno cambi un po' modo di vedere e di imporci anche le cose. Ecco, questo. Allora, professor Avruscio, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti ai ragazzi che la stanno ascoltando? Intanto un saluto a Paola e ai ragazzi e alle ragazze che sono in ascolto, e io non posso che augurare a tutti quanti una buona salute, che secondo me è la cosa di cui tutti quanti, insomma, non ci pensano, però è la cosa fondamentale poi dopo per avere un futuro anche migliore. Quindi buona salute a tutti. Grazie veramente al professor Giampiero Avruscio di essere stato con noi. Paola, che messaggio vuoi lasciare? Come ci saluti? Allora, vi saluto con la promessa che vi riporto i ragazzi, e ci saranno loro la prossima volta qui al posto mio, che sarete anche stanchi di vedermi, penso. No, è bello sentire parlare. E quindi sì, dobbiamo avere fiducia in loro. Se non li amassimo e se non avessimo fiducia in loro, noi insegnanti, educatori non saremmo a fare quello che stiamo facendo, e lo facciamo proprio perché siamo fiduciosi e sappiamo che c'è tanta roba da tirar fuori. Ma penso che la risposta l'hai avuta questa mattina. Paola, ti vogliamo bene, più di così cosa devono dire questi ragazzi? Vuol dire che sei riuscita proprio a entrare nei loro cuori, ed è un'educazione, un rispetto che hanno anche per questa insegnante, che lo dimostra, e l'hanno dimostrato per telefono. Poi li sentiremo anche di persona. Grazie anche a Paola Manzà. Grazie a voi. Siamo con Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, che veramente ringrazio per essere qui, ma anche per spiegare che anche lui ce la sta mettendo tutta per forse far capire a quei genitori, a quelle famiglie, che così non si può più continuare. Bisogna veramente che riescano a capire che bisogna essere genitori, e se non lo sanno fare qualcuno glielo insegnerà, prima o poi impareranno, dico io, no? E poi saluto anche un grande amico di Sveglia Veneta, Rossano Bartoli, presidente Lega del Filo d'Oro. Buongiorno Presidente. Buongiorno, grazie ancora per questo invito. Buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oddio, sì vuol dire ni. Sa che sì vuol dire però ni, noi sì vuol dobbiamo dire essere sì, ma ottimisti, sì vuol dire. Poi ne parleremo. Allora, Sindaco Fregonese, cosa ci racconta? Qui abbiamo avuto questi insegnanti, questa mattina abbiamo sentito questi ragazzi, alcuni di loro, non di questi, ma di altri sopra le righe. Atti di vandalismo non ne parliamo, poi paga la comunità, qualche volta il genitore, ma molto spesso la comunità.
e soprattutto questo governo, prima c'era la sinistra buonista, adesso c'è una destra, si spera che qualcuno batta un colpo e che fermi, perché non è più possibile continuare che poche, perché in realtà sono pochi rispetto a quelli bravi, tengono in mano sindaci, forze dell'ordine, genitori, ragazzi, i loro compagni, e non escono più perché hanno paura. Ecco, come vede la situazione, Sindaco, e grazie di essere qui. No, grazie a voi per l'invito, è davvero un piacere essere qui, anche per i temi e gli argomenti che vengono sempre trattati, devo dire in maniera approfondita, in maniera seria. L'argomento, il problema c'è, esiste e non bisogna assolutamente nascondersi. Le istituzioni ci devono essere, ci sono, ed è necessario che continuino a dialogare tra di loro, anche con l'aiuto essenziale delle famiglie e delle varie associazioni che possono collaborare. Porto il caso di Valdobbiadene. Valdobbiadene è un piccolo comune, insomma 10.000 abitanti, ma insomma, abbiamo degli importanti plessi di scuole anche superiori, ovviamente con ragazzi che arrivano da tutta la provincia di Treviso, per cui certi problemi che eravamo abituati a leggere articoli giornali o vedere articoli, servizi in TV di fenomeni che avvenivano nelle grandi città, stanno avvenendo anche nelle piccole comunità, soprattutto laddove ci sono dei servizi, dei plessi scolastici di scuole superiori. Per cui il problema riguarda tutti e bisogna assolutamente affrontarlo. A livello comunale di Valdobbiadene, avendo fortunatamente una caserma locale dei carabinieri con la polizia locale, con i dirigenti scolastici, c'è una facilità di dialogo e facciamo tavoli frequenti. Anche un paio di giorni fa ne abbiamo fatto uno per cercare di contenere e limitare il più possibile il fenomeno. Certo è che alla base ci deve essere sempre comunque la segnalazione o la denuncia fatta alle forze dell'ordine o anche fatta al sindaco, perché solo quando si vengono a sapere i fenomeni specifici si può intervenire. Noi abbiamo potenziato con la polizia locale anche la presenza fuori dalle scuole. Peraltro io e l'assessore all'istruzione Ilaria Girotto abbiamo anche iniziato anche noi alla mattina o all'uscita da scuola a essere presenti, proprio per intanto far vedere che c'è l'autorità, c'è l'adulto che è presente, che controlla. Poi volevo evidenziare una cosa secondo me molto importante per capire il fenomeno. Stiamo parlando davvero di poche unità di persone, di ragazzi che sono probabilmente anche difficilmente gestibili, però attorno a loro aggregano una molteplicità di ragazzi che probabilmente si lasciano avvicinare, no? E quindi creano proprio anche l'effetto branco, insomma, dei tanti ragazzi. Ecco, sicuramente su questi decine e decine di ragazzi che si avvicinano noi dobbiamo intervenire per, come dire, distanziarli, per cercare di fargli capire di non avvicinarsi a certi ragazzi. Però su quel numero esiguo di ragazzi che provocano, che creano appunto situazioni sia di bullismo che di anche infrazioni, anche reati veri e propri, lì bisogna intervenire in maniera decisa. Io non so se quale possa essere la soluzione. Ho una proposta, ma ovviamente questa va poi condivisa anche con le autorità preposte, quella di creare proprio dei veri e propri i DASPO, no? Gli allontanamenti, e con magari l'obbligo in qualche modo di firma da parte di questi ragazzi e i loro genitori, perché quello che è stato constatato
nel caso di Valdobbiadene, in molti casi sono ragazzi che nemmeno frequentano la scuola, ma che vengono all'esterno della scuola proprio per creare situazioni di disturbo, di caos, di prevaricazione sui ragazzi. Il primo pensiero va ai ragazzi che sono vittime di situazioni di bullismo o anche di, come dire, viene anche a mancare la voglia di andare a scuola perché si vive in una situazione di disagio, e questo è assolutamente grave. I ragazzi... Tanto è vero che i hikikomori stanno aumentando, sono quei ragazzi che non escono più dalla stanza. Esatto, di casa, l'isolamento. pensate. Sono probabilmente delle situazioni che noi, che siamo 2 o 3 generazioni distanti rispetto ai ragazzi, facciamo fatica a comprendere, ma loro, se li avviciniamo, se i genitori, le istituzioni li avvicinano, ci parlano, forse da loro riusciamo a capire davvero il disagio che vivono. E appunto, torno a dire, questi pochi ragazzi che creano situazioni davvero di difficoltà vanno isolati. Allora sentiamo anche Presidente Bartoli cosa dice, ecco, come commenta lei che invece tocca tutti i giorni la fragilità, questa accoglienza, questo ascolto che deve essere dato a queste persone, che veramente voi fate un'opera grandiosa. Prego Presidente. Appunto, partendo proprio dall'opera che svolge la Lega del Filo d'Oro a sostegno di bambini, giovani, adulti con sordocecità e con pluriminorazione psicosensoriale, diciamo che il fenomeno a cui si fa cenno è un fenomeno che è preoccupante indubbiamente, e credo che dobbiamo intervenire in vari modi, andando anche a promuovere, soprattutto nelle scuole e non solo nelle scuole, quelle che sono delle iniziative che favoriscono la presa di coscienza verso certe problematiche e magari aiutano anche a svolgere attività di volontariato. Quello che noi abbiamo visto è che i ragazzi poi, una volta informati, una volta a contatto con persone veramente fragili e che hanno grande bisogno di essere aiutati, i ragazzi in genere reagiscono positivamente. Se reagiscono positivamente, probabilmente si riesce meglio a contenere un fenomeno, quello di cui appunto si sta parlando, che è di forte preoccupazione. Quindi avanti con questioni sociali, avanti con la promozione di svolgere attività di volontariato, partendo anche da ragazzi diciamo delle scuole medie superiori, chiaramente, però partendo anche da ragazzi piuttosto giovani. Questo credo che possa essere, insieme al favorire attività sportive, attività diciamo socializzanti di tempo libero, penso che possa contribuire tutto ciò a contenere il fenomeno che è di forte preoccupazione. Allora, Presidente Bartoli, io volevo chiedere cos'è che la preoccupa. Io ho avuto molte associazioni, ecco, genitori che rappresentano il dopo di noi e sono preoccupati per la burocrazia che sta aumentando sempre di più, ed è una cosa che veramente li mette con le spalle al muro, i costi che aumentano per tenere in piedi queste attività e queste location dove veramente vengono ospitati questi ragazzi. A lei cosa preoccupa di più, Presidente Bartoli? Preoccupa che da quanto si può diciamo, conoscere, evidentemente le risorse in campo per promuovere servizi sociali, servizi sociosanitari sembrano essere molto al di sotto di quelli che sono gli effettivi bisogni, e quindi la famiglia che vive la problematica, che ha al proprio interno un ragazzo con disabilità, sicuramente è preoccupata per il futuro, legittimamente preoccupata. Quindi noi dobbiamo sforzarci perché si cambi approccio, perché si abbia il coraggio di scegliere di aiutare in particolare le persone più fragili e pensare al dopo di noi, che è una delle problematiche che riguarda sicuramente le famiglie che noi frequentiamo regolarmente, è un qualcosa di molto importante. Peraltro questo discorso del dopo di noi
lo dovremmo sempre ormai coniugare anche con un'altra problematica, ossia quella della persona anziana che per definizione diventa fragile e che ha sempre di più bisogno di essere aiutata. Presidente Panti, la fermo un secondo perché abbiamo Stefano da Mantova. Ciao Stefano. Ciao Mirella, Ciao. Complimenti sempre perché sei sempre in prima linea. Comunque io appoggio moltissimo quello che ha detto il sindaco. Ha ragione, per colpa di 3-4 elementi non possono prendere la colpa anche gli altri ragazzi che sono bravi. La colpa di quegli elementi lì è delle famiglie, e le famiglie ci devono stare vicino, perché da una famiglia buona viene fuori un ragazzo buono. Da una famiglia cattiva, se tutti i giorni poverino va a casa e trova dei genitori che non vanno d'accordo, litigano, ci sono problemi naturalmente magari economici e tutte quelle cose lì, però è una percentuale minima, gli altri ragazzi sono bravi. E una cosa volevo dirti sul fatto dei giovani, ci dobbiamo fidare dei giovani anche dottori. Io ho avuto una dottoressa di 35 anni, sono andato all'ospedale e mi ha detto devi andare immediatamente al pronto soccorso. Io siccome che sono un contadino, che i contadini a volte ho detto no, ho da fare. Dopo una settimana sono stato male e sono stato preso per i capelli. Quello che voglio dirvi è una cosa solo: i giovani vanno, quelli bravi, lasciargli il posto perché sono bravi, e quelli che si trovano in difficoltà, come ha detto il sindaco, prendere un po', non dico il pugno di ferro, però bisogna, perché questi qua ti portano che anche gli altri bravi dopo ti prendono una brutta strada. Anche noi quando eravamo giovani c'erano le compagnie buone e le compagnie cattive. Ti ringrazio moltissimo Mirella. Grazie a te Stefano, grazie a telefonata, penso faccia piacere anche al sindaco, ecco, sentire che questo ascolto è condiviso, prego. Sì, no, fa certamente piacere perché ribadisco e credo di ripetere anche l'intervento che ha fatto il telespettatore che saluto e ringrazio. Stefano. Probabilmente dobbiamo fare davvero un passo indietro noi tutti adulti per rendersi conto che proprio da quei ragazzi bravi e volenterosi che sono l'assoluta maggioranza, noi dobbiamo cercare di ascoltarli e capire da loro cosa possiamo fare per essere utili a loro assieme alle loro famiglie. Porto un esempio, questo da un incontro che ho fatto proprio ieri con l'assessore all'istruzione e con alcuni genitori che mi hanno raccontato che i loro figli, i loro ragazzi stanno cercando di capire come aiutare quei ragazzi che sono stati purtroppo oggetto di bullismo o comunque atti di violenza. Cioè arriva da loro la volontà di partecipare a risolvere il problema. Dobbiamo assolutamente mettere tutti a disposizione le proprie capacità e competenze per dare una mano. Come è stato appunto ribadito, quindi il fatto che proprio dai ragazzi, a me ha sorpreso il fatto che dei ragazzi si vogliano proporre per aiutare le istituzioni a risolvere la cosa. Questo è un bel messaggio, ma che va preso e con responsabilità, non va sprecato. Assolutamente. Allora andiamo a vedere anche, andiamo a Treviso, questo servizio indagini sul quindicenne accoltellatore. Andiamo a sentire. Non so cosa mi sia scattato, così il quindicenne la mattina seguente è uscito dalla classe ed ha confessato ai carabinieri di aver accoltellato l'86enne che lo aveva rimproverato domenica scorsa in via Sant'Antonino. Questo mi pare già un primo segnale importante di rivisitazione critica di quello che ha commesso, e successivamente i carabinieri in Borghese in maniera molto riservata sono andati a prelevarlo a scuola e successivamente hanno chiamato la madre per recarsi presso la caserma dei carabinieri di Treviso.
Treviso. Un rimorso di coscienza del quindicenne, ora sta pensando di contattare l'anziano a cui ha sferato un colpo alla spalla con il coltellino, incontro che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. È estremamente dispiaciuto per quello che è successo, pentito per quello che è successo e pronto a cercare di rimediare. Ha manifestato subito l'intenzione di voler contattare il signore che ha colpito per porgergli le proprie scuse e eventualmente adoperarsi anche per poter rimediare alla propria condotta con un risarcimento del danno. Il giovane deve rispondere di lesioni aggravate. I carabinieri hanno sequestrato nell'abitazione del quindicenne i vestiti sporchi di sangue e la bicicletta che aveva tracce biologiche sul manubrio, probabilmente dello stesso giovane che nel colpire l'anziano si è procurato un taglio profondo sopra il pollice. Del coltello nessuna traccia, forse se ne è disfatto fuggendo subito dopo aver aggredito l'86enne. Un fulmine a ciel sereno per la madre, ci spiega l'avvocato, è ancora sconvolta e non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio andasse in giro con un coltellino in tasca. E questo sicuramente è un dato allarmante, preoccupante, che avrà bisogno di un approfondimento, probabilmente anche dal punto di vista psicologico, per capire che cosa ha spinto questo ragazzo, oltre che all'azione, anche a girare con un coltello in tasca a 15 anni. Da un punto di vista processuale il quindicenne ha confessato: cercheremo di avviare termine all'avvocato Serpico una sospensione del processo commessa alla prova davanti al Tribunale dei minorenni, che preveda un percorso con l'assistenza anche di psicologi. Presidente Bartoli, lei accoglierebbe questo ragazzo nella sua associazione per cercare di capire che può esserci anche un lato buono, cercare di tirare fuori il meglio, oppure userebbe altre soluzioni? No, penso che l'età è un po' tanto giovane, cioè di norma le persone che arrivano qui per anche un percorso di recupero là dove diciamo sono stati commessi dei reati ovviamente lievi, sono sempre maggiorenni, quindi abbiamo una responsabilità rispetto alle persone che si affidano a noi, le famiglie che danno i loro figli, quindi diventa un po' difficile, quindi suggerirei altre possibilità. Ecco, non... Ad esempio, che possibilità darebbe a questo ragazzo? Perché dobbiamo anche capire, noi che facciamo parte di questo mondo del volontariato, che forse dobbiamo chiarirci chi fa cosa e come aiutare anche le fragilità, non possiamo tutti fare tutto. Prego, Presidente. Ma io proverei in realtà a capire se ci sono le condizioni perché si dedichi a delle attività sportive. Credo che lo sport, soprattutto per i ragazzi, rappresenta una bella opportunità per crescere meglio, rispettando determinate regole e comportandosi quindi in modo adeguato. Quindi favorirei forse la possibilità di far praticare uno sport. La ringrazio perché sono completamente d'accordo, ho fatto questa domanda perché è un tavolo molto importante. Quando io ho detto lasciate stare i diversamente giovani con questi ragazzini, di portarli a spasso, facciamogli fare qualcos'altro, e qualcuno mi ha detto no, lo sport non risolve il problema, per cui lo risolve portare a spasso, ecco, l'anziano che è già delicato per se stesso. Sindaco, lei come vede la situazione, cosa proporrebbe? No, sono assolutamente d'accordo che lo sport è educativo. Le associazioni sportive che conosco molto bene, Valdobbiadene, ma insomma tutto il territorio della provincia di Treviso del Veneto è ricco di associazioni sportive, ma tutte le persone che fanno parte di associazioni sportive insegnano prima di tutto la convivenza, la disciplina e lo star bene assieme, poi insegnano lo sport. Parlo ovviamente di associazioni amatoriali e anche agonistiche, ma insomma dove l'agonismo non è vissuto come primo obiettivo, ma proprio l'educazione, e ce ne sono tante e lo sport fa assolutamente bene. Volevo però aggiungere una cosa, sì, sicuramente è importante offrire ai ragazzi che insomma sono colpevoli di reati una possibilità di
riscattarsi e di operare all'interno di associazioni, però è anche importante che la pena sia applicata e sia certa. Una cosa non esclude l'altra, cioè il recupero, il coinvolgimento del ragazzo può avvenire dopo l'applicazione della pena, perché se non c'è l'applicazione di una pena nel tempo si arriva a non avere più un limite su quello che è tollerabile e non tollerabile. Cioè, scusatemi il commento, però girare con un coltello in tasca e accoltellare una persona può anche portare alla morte della persona. Cioè, uno deve rendersi conto che certi comportamenti possono creare dei danni, delle lesioni gravissime, e solo la certezza della pena può mantenere un freno su quello che è legittimo, tollerabile e quello che è assolutamente non ammissibile. E la pena, torno a dire, non è in conflitto, l'applicazione della pena, con la seconda fase, che poi è il recupero della persona. Così la penso io. Presidente Bartoli? Ma sono d'accordo con il sindaco, bisogna sicuramente mettere un freno e dare certezze un po' a tutti quanti. Però è un problema grande, perché la legge, come dicono molti cittadini, non tutela il cittadino, tutela il minore. Questo minore, che perché è minore va protetto prima di tutto, va cercato di trovare fuori il meglio. Sì, ma come fai? Come dice il sindaco, non hanno una certezza della pena se sbagliano. Tanto qual è il problema? Non mi fanno niente, al massimo porto a spasso il diversamente giovane, o vado dalla Mirella a portare la borsa della spesa. Non dico che non serve, ma io risultati ne vedo anche pochi. Io penso che questi ragazzi devono fare altro. Giustamente i maggiorenni devono fare dei percorsi e i minorenni devono farne altri, però sacrificio, regole, rispetto, ecco, io penso che la politica deve fare questo, forse affidarli alle associazioni che sanno anche come comportarsi. Penso agli alpini, ad esempio, sì, quando fanno anche questi campi importanti estivi, sì, ecco, mandarli con loro dove c'è divertimento, ma ci sono regole, rispetto e valori. Cosa dice il sindaco? Sì, peraltro anche a Valdobbiadene, gli alpini delle sezioni di Valdobbiadene e Conegliano ogni anno organizzano i campi estivi per i ragazzi, che sono molto molto importanti. Peraltro ho potuto vedere in questi 2 o 3 anni dei giovani ragazzi che stanno crescendo e stanno mettendo anche in pratica all'interno di altre associazioni quello che hanno imparato durante i campi estivi. Ma io dico che io ho 47 anni e sono sicuramente una generazione diversa da quella di oggi, però una volta, quando eravamo giovani noi, non vedevamo la legge come dire, lo spauracchio per poter fare o non fare certe cose, ma c'erano le famiglie, c'era la società, c'era un'istruzione, una disciplina proprio che non portava nemmeno a sapere cosa prevedeva la legge, perché ci fermavamo molto prima. Oggi probabilmente non è così, quindi è importante oggi capire che il quadro normativo deve adeguarsi alla situazione attuale. È evidente a tutti, in tutto il contesto nazionale, di queste problematiche sempre più frequenti e sempre più gravi all'interno dei giovani, degli adolescenti e anche preadolescenti, e quindi la politica si sta interrogando su quello che può e deve fare, e credo che sia giusto mantenere alta l'attenzione nei confronti delle istituzioni e del Parlamento, affinché ci si adegui. Vuol dire, è stato aggiornato il codice della strada, vuol dire, quindi si può anche e si deve anche lavorare nel quadro normativo delle applicazioni delle pene anche ad una fascia di età minorile, di ragazzi che sono quelli più esposti a questa problematica, sempre avendo come obiettivo e primaria attenzione proprio
stragrande maggioranza di ragazzi che purtroppo si vedono costretti a vivere in contesti non sereni come quando eravamo giovani noi. Sì, però non è che si offra molto a questi ragazzi, perché se io non ho la fortuna di avere una famiglia, dei genitori, io ci parlo anche con questi ragazzi, dove vado, cosa faccio? Sì. Tutto costa, tutto è caro, bisogna vedere se sono ascoltato, ma io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco e a vivere su quel comune, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, essere accompagnato in un percorso formativo. Sì. Però finché la scuola è con le spalle al muro, i sindaci sono con le spalle al muro, perché le leggi non vi permettono più di tanto di fare, dovete chiedere mille cose, la privacy non ne parliamo. Allora Bartoli cosa dice? Lei cosa chiederebbe ad esempio alla politica? Adesso si va anche a votare, si dice, non si sa, uno dice una cosa, uno dice un'altra, confusione totale anche qua. Ecco, cosa chiederebbe alla politica? Lei invece che tutte le mattine quando si alza sa che problemi deve affrontare e non sono problemi semplici, sono veramente problemi di una sensibilità e una fragilità unica. Prego Presidente. Io penso che più che chiedere alla politica probabilmente dobbiamo promuovere qualche tipo di iniziativa nei confronti di chi ha dei genitori, delle famiglie, perché ho la sensazione che da qualche anno a questa parte le famiglie sono così tanto cambiate che non esercitano in modo adeguato quella che è la loro funzione. Se ascolto amici che stanno nel mondo della scuola, raccontano che basta rimproverare un ragazzo per una qualsiasi cosa che uno si ritrova il familiare fuori dalla porta della classe perché vuole spiegazioni eccetera. Ecco, questo è un qualcosa che bisognerà pure correggere, perché altrimenti di questo passo i ragazzi avranno sempre meno regole, soprattutto all'interno della famiglia, dopodiché diventa più difficile rispettare quelle che sono al di fuori della famiglia. Quindi ho la sensazione che uno sguardo alle famiglie probabilmente da parte delle istituzioni dovrebbe essere fatto. Presidente, una cosa che invece noto, tutte le associazioni che io invito da nord a sud, da est a ovest, tutti quanti sono carenti di giovani volontari. Voi come siete messi e come fare per intrigare questi giovani a frequentare di più il mondo del volontariato? Perché ho paura, si serve la lezioncina in classe, ma ormai li stiamo annoiando, perché se dopo anni tutti quanti siamo senza ragazzi giovani che fanno volontari, vuol dire che qualcosa non è andato bene. Soprattutto a mio avviso loro vogliono essere protagonisti, ecco, vogliono sbagliare ma essere loro che sbagliano e imparare. Forse dobbiamo anche portarli fuori dalle scuole, toccare con mano quello che è il mondo del volontariato. Prego Presidente. Beh, intanto ritorno ad un argomento dove per quanto riguarda l'attività che svolge la Lega del Filo d'Oro, il volontariato inizia dai 18 anni in avanti. Prima ci sono delle forme di partecipazione ma non di volontariato, perché occorre avere i 18 anni. Questo significa che naturalmente andiamo a parlare, soprattutto partendo dalle scuole, ma non solo, quindi frequentando il mondo delle organizzazioni sportive eccetera, pensando di introdurre dei concetti quali quelli di un impegno a livello sociale, di un impegno a sostenere le persone con maggiori fragilità, e quindi noi, perlomeno come Lega del Filo d'Oro, annualmente in tutte le sedi, nelle 11 sedi delle regioni dove siamo presenti, promuoviamo annualmente un'iniziativa di un corso di formazione per volontari, a cui si può partecipare dai 18 anni in avanti. È vero che negli ultimi anni troviamo una maggioranza sicuramente di persone, magari giovani pensionati, che si rivolgono alle nostre organizzazioni per fare volontariato, e questo di per sé comunque è qualcosa di positivo. Però vediamo anche molti giovani. Certo, in ogni parte d'Italia ci sono situazioni anche diverse. Un conto è
la promozione del volontariato nella grande città, un conto è nella città di provincia, insomma, dove ci si conosce di più, le persone hanno dei rapporti diciamo più diretti anche di conoscenza. Quindi promuovere iniziative per dire c'è la possibilità di essere di aiuto ad altri facendo del volontariato. Ovviamente organizzare dei corsi che siano di interesse, quindi fatti anche con personale, con esperti, oltre che nel nostro caso ci sono le testimonianze delle famiglie, ci sono le testimonianze di persone sordocieche che riescono a trasmettere quanto è importante per loro avere dei volontari in alcune circostanze per vivere insieme agli altri. Quindi questo è fondamentale. Poi naturalmente nell'attività di volontariato è giusto quello che ho sentito, cioè di dire vogliono essere protagonisti, quindi avere una organizzazione che dia voce a chi si presta come volontario per coinvolgerlo il più possibile e quindi non ritenere il volontario come una persona che mi serve, mi dà un aiuto e lì finisce. No, il volontario è tanto di più, perché nel tempo diventa amico della persona fragile, ma è anche un osservatore delle nostre organizzazioni, quindi se ci sono situazioni che dal suo punto di vista potrebbero migliorare è tenuto a dirlo e l'organizzazione è tenuta a tener conto di quello che viene fatto. Quindi una maggiore partecipazione, organizzando però anche dei momenti specifici proprio solo con i volontari per riflettere sull'esperienza che si sta facendo, per accogliere quelli che sono i suggerimenti e per motivarli a continuare nel tempo. Molto chiaro, Presidente Bartoli, devo chiudere perché ormai il tempo è tiranno, siamo in chiusura. La ringrazio di essere stato con noi con questa veramente associazione importantissima, la Lega del Filo d'Oro, che non l'ha sentita e non la conosce, perciò veramente grazie Presidente. Sentiamo come ci saluta la superstar fregonese, guardate che in forma è, l'avete visto con queste passeggiate ormai in tutta Europa che lo conoscono. Prego Sindaco, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare? Allora, il messaggio che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, bisogna, come dire, cercare di capire che il problema va affrontato, quello dei minori, insomma, del disagio minorile, va affrontato tutti assieme. La stragrande maggioranza dei ragazzi sono assolutamente attivi anche nel mondo del volontariato, delle associazioni, con diverse iniziative. A Valdobbiadene abbiamo la consulta dei giovani, il progetto Ci sto a fare fatica, dove i ragazzi lavorano d'estate con delle guide, quindi fanno dei lavori proprio per il comune. Sono più di 90 associazioni dove vedono in stragrande parte, insomma, la partecipazione dei giovani. Stiamo parlando di pochi ragazzi difficili che vanno assolutamente gestiti per far sì che questi ragazzi volenterosi non perdano l'affezione alla cosa pubblica, al volontariato, al rendersi disponibili per il proprio territorio, perché esistono, ci sono un'enorme risorsa. Noi adulti, noi istituzioni abbiamo la responsabilità di permettere che questi bravi ragazzi possano continuare a voler bene il Paese e dare un futuro al nostro Paese. Ci sono, esistono, non trascuriamoli per non voler affrontare il problema della violenza. Non mettere la polvere sotto il tappeto. No, sarebbe un errore gravissimo che faremo noi e solo noi. E questo veramente non va assolutamente fatto. I sindaci sono in prima linea, avete sentito le parole del sindaco Luciano Fregonese, ce la stiamo mettendo tutta, coinvolgiamoli di più, parliamo anche con i genitori, devono essere più responsabili, perché veramente la scuola da sola non va da nessuna parte, ma neppure il sindaco da solo non va da nessuna parte, perciò tutti devono fare squadra, perché sennò non si va. Però veramente se rimaniamo sempre chiusi nel nostro orticello è finito tutto. Grazie. Adesso è il momento della proposta di Mirella. Risotto con le fave. Il riso vialone nano è da tutti considerato il capostipite dei risi da risotto più pregiati della produzione italiana. Risi che ci rendono famosi nel mondo. È un incrocio nato nel 1937 dal vialone e dal nano. Ed a differenza del carnaroli,
appartiene alla categoria dei semifini, cioè ha un chicco più tondeggiante. Ingredienti per 4 persone. 250 g di riso vialone nano, 200 g di fave fresche o surgelate, 100 g di pancetta in una sola fetta, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di grana grattugiato, 1 decilitro di brodo, uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tagliate la pancetta a dadini. Fatela soffriggere con l'olio e con l'aglio che toglierete non appena sarà imbiondito. Aggiungete al soffritto le fave e fatele insaporire per 10 minuti circa. Aggiungete il riso, fatelo tostare per qualche minuto e poi cominciate ad aggiungere a poco il brodo caldo. Mescolate il riso in continuazione fino a quando non sarà cotto. A 5 minuti dalla cottura, salate, pepate e aggiungete il prezzemolo. Togliete il riso dal fuoco, unite il grana grattugiato, mescolate bene e servite. E buon appetito!